edizione dei nostri telegiornali, buongiorno, buon sabato a tutti voi, 14 di gennaio in diretta come sempre dalle 12 alle 14:30, la nostra prima edizione dei notiziari che avrà come sempre collegamenti con le redazioni sul territorio. Allora in apertura partiamo dalla cronaca, la cronaca ci porta a Rovigo, la notizia è che a causa probabilmente di una stufa accesa in casa è divampato un incendio all'interno di un'abitazione nel Rodigino, è morto un uomo, la moglie è ricoverata. Siamo in Viale della Pace, tra le prime ipotesi appunto vi è quella che l'uomo abbia acceso una stufa a legna e che le esalazioni di fumo dalla canna fumaria ostruita lo abbiano soffocato rendendogli impossibile la fuga. Il corpo è stato trovato all'interno dell'abitazione dai vigili del fuoco entrati nei locali indossando i respiratori. La moglie è stata ricoverata e ancora i pompieri in azione questa volta per spegnere le fiamme divampate in una legnaia. Da Rovigo ci spostiamo a Borso del Grappa. Divampato un furioso incendio che ha distrutto una struttura adibita a ricovero attrezzi e legnaia in via Vei. Sul posto sono accorsi i pompieri di Montebelluna, Treviso, Asolo e Bassano del Grappa con 3 autobotti, l'autoscala e ben 17 operatori. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero dal ricovero alla casa adiacente. I residenti sono stati comunque fatti uscire dall'abitazione e messi al sicuro. Le operazioni di spegnimento sono terminate nella notte, mentre quelle di bonifica sono andate avanti fino alla tarda mattinata. La conta dei danni è ancora in corso. Di certo il fuoco ha distrutto il materiale contenuto nel deposito e il tetto in legno. C'è stato poi un incidente mortale, un uomo è finito contro un palo uscito fuori strada con la sua motocicletta. Per raccontarci quanto accaduto c'è il nostro Filippo Fois che vedo già in diretta. Filippo, sei a Mestre se non sbaglio, buongiorno. Buongiorno Anna, sì, sono a Mestre, al mercato di Mestre per l'esattezza, nel cuore della città. Alla mia sinistra c'è il negozio nel quale lavorava la persona che ha perso la vita ieri sera mentre tornava a casa. Negozio Innovazione e Gusto, il cui titolare Flavio Scarpa, 61 anni, stava rientrando a casa ieri sera quando sulla Castellana, all'altezza di Trivignano, a 2 passi dal confine tra i comuni di Venezia e di Martellago, improvvisamente uscito di strada perdendo la vita. Flavio Scarpa era un commerciante molto noto qui al mercato di Mestre. Abbiamo avuto modo di capirlo anche in questi pochi minuti che siamo rimasti qui dai colleghi che ci hanno avvicinato esprimendo cordoglio anche attraverso i nostri microfoni per la sua scomparsa e il profondo dolore appunto per la sua mancanza, la mancanza di quello che era considerato uno delle anime del mercato di Mestre. E poi dai tanti clienti, ancora oggi la notizia non si è ancora diffusa del tutto, per cui abbiamo assistito a molte persone che si sono fermate davanti alla vetrina dove vedete è stata calata la saracinesca e si trova un mazzo di fiori. Il mazzo di fiori non ha diciamo una motivazione, non ci sono un foglio che spieghi per quale motivo sono stati messi, per cui sono venuti a chiedere a noi e tutti hanno espresso più o meno lo stesso stupore, lo stesso dolore per una persona che hanno raccontato come estremamente gentile, solare e soprattutto anche un ottimo attività commerciale alle quali si servivano stabilmente. Quelli che abbiamo visto arrivare oggi erano tutte persone che avrebbero fatto la spesa da lui oggi e che purtroppo in questo momento non la possono fare, anzi non la potranno più fare. Grazie Filippo, immagino che sia ancora molto presto per avere una data dei funerali, grazie per il tuo collegamento, vediamo appunto questo mazzo di rose bianche lì e sicuramente appunto serviranno anche a dare la notizia alle tante persone che appunto come tu dici ancora non lo sapevano e quindi la notizia si diffonderà a breve. Grazie Filippo, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi. Allora intanto vi do una notizia che ci porta a Verona, ricorderete 6 dicembre gli scontri tra dei tifosi veronesi e l'aggressione ai tifosi del Marocco, era circolato un video in cui si vedeva proprio la violenza, eccolo qua. Allora il questore di Verona, Ivana Petricca, ha disposto 15 DASPO a carico di altrettanti giovani, di cui 13 riguardano l'aggressione ai tifosi marocchini che stavano festeggiando la vittoria della loro nazionale ai campionati del mondo contro la Spagna e altri 2 coinvolti negli scontri prima dell'amichevole Hellas Verona.
Allo stadio Bentegodi era il 16 dicembre, l'abbiamo ricordato, quando un gruppo di 13 giovani, tutti riconosciuti dalla Digos come militanti in gruppi di estrema destra di Verona, si era reso responsabile di alcune azioni violente nei confronti dei tifosi marocchini. Per questi fatti erano già stati denunciati all'autorità giudiziaria. Per loro adesso è stato disposto il DASPO, che ricordo essere il divieto di accesso all'interno degli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Allora io saluto e ringrazio invece il primo ospite di questa nostra diretta. L'abbiamo incontrato, buongiorno Maurizio Manno, Comitato SOS Ospedale Sant'Antonio, siamo a Padova. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Allora Maurizio, noi l'abbiamo incontrata un paio di giorni fa quando avete organizzato insieme alla politica e ai sindacati un'azione di volantinaggio, una sorta di flash mob davanti all'ospedale Sant'Antonio, perché era a rischio il trasferimento della farmacia all'interno dell'ospedale, trasferimento di una farmacia di un ospedale del centro di Padova per essere spostata a Piove di Sacco, quindi praticamente a mezz'ora di strada un altro comune, quindi quello che voi avete identificato come un disservizio. Ma Maurizio, questo è un po' un esempio dei tanti cambiamenti che ha subito la sanità del Veneto in questo periodo, e voi come Comitato SOS Ospedale lo sapete bene. Che cosa è successo? Beh, in pratica il 23 gennaio è stato deciso che il servizio di farmacia dell'ospedale Sant'Antonio, come lei ha già detto correttamente, venga trasferito all'ospedale di Piove di Sacco. Questo a nostro avviso è di per sé una decisione improvvida, ma fa parte di un insieme di provvedimenti che tendono a depauperare la sanità pubblica anche nella nostra regione, in particolare nella nostra città. È un discorso che è partito da tempo. Ricordo che 3 anni fa, nel 2019, lo stesso ospedale Sant'Antonio era scomparso addirittura dalle schede ospedaliere regionali, che sono il documento di programmazione ufficiale della regione. Sono poi rientrate con però il depauperamento di alcuni servizi, alcuni dei quali noi siamo, con le proteste e l'impegno delle associazioni, a far rientrare, come quello della riabilitazione. Rimane comunque una situazione grave che ha delle cause lontane e di cui noi non vediamo un'inversione di tendenza. Si ha in pratica un progressivo, in alcuni casi drammatico, depauperamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e una crescita invece di quelle private, con l'innesco di un meccanismo paradossale, diciamo un cortocircuito, per cui la riduzione della sanità pubblica innesca un aumento della sanità privata, e questa a sua volta peggiora la situazione per la fuga dei medici, il taglio dei servizi e quant'altro. Non a caso, Maurizio, la notizia è, diciamo, dell'inizio dell'anno che una delibera della Regione del Veneto ha imposto che le priorità all'interno delle ricette mediche siano standardizzate, e così si allungano ancora di più i tempi per poter avere una visita e quasi destinando, no, come dice lei, i pazienti verso la sanità privata. Come valuta questo intervento? Ma allora, ripeto, questo è un piccolo elemento, ma non così piccolo, di questa generale, non oso dire strategia, anche se in alcuni casi evidentemente certe decisioni non sono casuali, che depauperano la sanità pubblica. Racconto semplicemente un episodio poco significativo apparentemente di questa mattina, quando ho accompagnato mia moglie a fare un esame in una struttura privata accreditata, in quanto l'equivalente struttura nel pubblico era satura. Bene, è stata fatta la visita, ma i sanitari della struttura privata non avevano l'impegnativa, cioè non avevano quindi le motivazioni del medico curante che aveva richiesto quell'esame. Quindi questa è una cosa che apparentemente di poco significato dimostra che non c'è un collegamento reale fra il
pubblico e il privato, e questo su una scala, diciamo una macro scala, comporta un peggioramento dei servizi. Ricordo solo che un recente studio in Inghilterra, in cui è stato correlato la mortalità per cause prevenibili con la spesa sanitaria pubblica, o meglio i finanziamenti dati alla sanità, alla sanità privata. Quindi certamente c'è una correlazione positiva, cioè più alti sono i finanziamenti alla sanità privata, peggiore e più alta è la mortalità. Questo è un fenomeno gravissimo. Gli autori di questo studio pubblicato su Lancet, che è la principale rivista di medicina a livello internazionale, loro fanno due ipotesi: una, che la sanità privata sia qualitativamente inferiore a quella pubblica. La seconda spiegazione è che questo drenaggio di risorse fa sì che i casi più semplici si concentrino nella sanità privata. Noi sappiamo, la sanità privata ad esempio non ha i pronto soccorsi, non ha le rianimazioni, cioè si concentra su prestazioni di livello e di rischio minore, e così facendo si concentrano invece i casi più gravi nella sanità pubblica, creando uno stress che peggiora la qualità del servizio. Secondo me ci sono tutte e due le cose, però rimane un fatto grave. Senta, lei è a capo del comitato SOS Ospedale Sant'Antonio. Sono nati diversi comitati attorno a questo macro tema della trasformazione nel tempo della sanità. Che potere avete come comitati? Allora, per essere precisi, io faccio parte del comitato SOS Sant'Antonio, che, come dicevo prima, è sorto in risposta alla alla scomparsa dell'ospedale Sant'Antonio nel 2019 dalle schede, quando, diciamolo pure, si pensava di poter utilizzare la struttura, una struttura di 10 piani che è lì da 50 anni, io ci ho lavorato per 30 anni, per adibirla a sede di azienda zero, cioè a servizi amministrativi. Questa cosa gravissima è poi rientrata. Lei giustamente diceva che c'è un comitato, quindi il comitato SOS Sant'Antonio, assieme ad altri 14-15 comitati distribuiti nelle 7 province venete e sorti spontaneamente in risposta a tagli, carenze o criticità nella sanità pubblica nella nostra regione, hanno appunto questi comitati costituito Covesap, che è il Coordinamento Veneto in difesa della sanità pubblica, che è una, chiamiamola organizzazione, un gruppo di volontari di questi comitati che operano e si battono per difendere la sanità pubblica nella nostra regione. Questo è sorto prima del Covid, ma ha avuto un forte impegno anche durante il Covid e soprattutto durante la terribile seconda ondata, che ha causato, abbiamo stimato, circa 2000 morti in più nella nostra regione rispetto a quelli che ci saremmo dovuti aspettare in base alla media nazionale. Ci sono varie situazioni critiche che a nostro avviso hanno portato a questi risultati terribili, non certo la maggiore presenza della variante inglese, che invece nella nostra regione era addirittura più bassa della media nazionale, e quindi questa è stata una errata valutazione. Maurizio, però non voglio sconfinare sul Covid, perché siamo lì, dovremmo aprire una parentesi troppo grande, però approfitto della sua presenza per farle commentare una notizia che batte l'ansia ed è proprio di queste ore, no? La notizia dice che ogni anno si contano oltre 2 milioni di giornate di degenze improprie per la difficoltà di mettere gli anziani soli. Cosa vuol dire? Che molti anziani rimangono ricoverati qualche giorno in più in ospedale perché? Perché mancano delle strutture evidentemente sul territorio per aiutare la guarigione delle persone che sono sole e quindi non possono essere assistite dalla famiglia. Voi denunciate questo gap, no, delle strutture territoriali, sappiamo che è partito un processo di deospedalizzazione, no, del paziente ormai da tempo. Questa notizia, questi numeri mi pare che siano una conseguenza. Allora, la deospedalizzazione dei pazienti anziani o fragili in generale è
un dato fondamentale, non solo in termini di, come dire, risparmio di giornate di degenza e costi annessi, ma anche per la qualità della vita di queste persone. Ma questo richiede una rete territoriale assolutamente efficiente e che sopperisca alle esigenze, che vada incontro alle esigenze delle persone e che faccia da trade union con l'assistenza di livello superiore, quello ospedaliero, cercando di alleviarla. Ricordo qui che l'ULSS ha due S, la S di sanità, ma la S anche di sociale. Quindi il Veneto, che è stata pioniere nella nascita della riforma sanitaria del 78 con la legge 833, che è un vanto internazionale, era un vanto internazionale, il Veneto aveva questo valore aggiunto del sociale, che viene però, ahimè, via via smantellato. Maurizio, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie della sua presenza, abbiamo in qualche modo raccolto le vostre istanze, quindi ovviamente buon lavoro a lei e al comitato che oggi lei ha rappresentato. Arrivederci Maurizio. Era Maurizio Manno, comitato SOS Ospedale Sant'Antonio. Restiamo nel Padovano. La morte del giovane tunisino annegato nel Brenta si è svolto ieri, l'esame esterno sul corpo che non ha rivelato alcun segno di violenza. L'autopsia si svolgerà la prossima settimana, lunedì o martedì, ma intanto l'esame medico esterno compiuto sul corpo di Oussama Ben Reba ha dato alcune prime risposte. Nessun segno di violenza è stato rilevato sul 23enne tunisino che martedì pomeriggio, intorno alle 16, si è lanciato nelle acque del Brenta a Pontevico d'Arzere per sfuggire a un controllo della polizia. Era sull'argine con altre 3 persone, 2 tunisini e un algerino. 3 sono riusciti a scappare e lui avrebbe tentato di divincolarsi per sfuggire all'identificazione, lanciandosi poi nelle gelide acque del fiume. Uno degli agenti presenti, contuso, avrebbe anche provato a salvare il giovane allungandogli un pezzo di legno. Questo secondo il rapporto dei poliziotti, che sarebbe confermato dalle testimonianze rese da 2 persone che passeggiavano sull'argine in quel momento. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Padova e coordinate dal PM Luisa Rossi, che nei prossimi giorni potrebbe sentire l'amica di Oussama, che aveva lanciato pesanti accuse di violenza nei confronti degli agenti, raccontando di aver ricevuto una videochiamata dove si sarebbe visto un poliziotto picchiare e gettare in acqua il 23enne. Se tutto questo non fosse confermato, la donna rischia l'accusa di calunnia. Nel frattempo è stretta nel dolore la famiglia di Oussama Ben Reba. La giovane moglie, assistita da familiari e amici, è in contatto con il consolato tunisino per il rimpatrio della salma del marito, una volta ottenuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria. I funerali del giovane si svolgeranno in patria con rito islamico. Parliamo ora di immigrazione e boom di arrivi nelle coste italiane e dunque i prefetti sono allo stremo, arriveranno nuovi extracomunitari, nuovi migranti nelle caserme anche del Veneto. Facciamo il punto con la nostra Chiara Gaiani che vedo già collegata. Chiara, buongiorno. E partiamo dai numeri per farvi capire l'importanza dell'allarme lanciato dal prefetto di Venezia, coordinatore di tutti i prefetti del Veneto, Vittorio Zappalorto. Dal 1 al 13 gennaio di quest'anno sono 229 richiedenti asilo arrivati in Veneto. Tra il 30 novembre e il 31 dicembre erano stati 184, quindi un aumento consistente. 6.563 i richiedenti asilo attualmente presenti in tutta la regione, ma il problema è che i posti in questo momento sono esauriti. Il Veneto che deve ricevere sulla base dell'accordo firmato a livello nazionale il 6% di richiedenti asili presenti in tutta Italia, in questo momento non ha un posto, tanto che il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha lanciato un allarme: dovremmo ricorrere a caserme o allestire tende in spazi demaniali per riuscire ad accogliere
accogliere le persone che arrivano, che hanno diritto a questa accoglienza. Gli sbarchi nel frattempo continuano, per esempio guardiamo il caso di Padova, ricordate come nel 2015-2016 i migranti erano stati ospitati anche nella caserma Prandina, adesso la caserma Prandina da demaniale è diventata proprietà comunale, un grande spazio su cui il comune sta ragionando per capire come impiegarlo. Questo è un posto che sicuramente non potrà essere utilizzato. Prefettura di Padova che, come altre prefetture del Veneto, ad esempio la prefettura di Verona, ha prorogato un bando per la ricerca di 300 posti di accoglienza per un anno per richiedenti asilo. Il bando è stato prorogato al 23 di gennaio, a mezzogiorno scade questo bando. La prefettura di Padova cerca, come dicevo, 300 posti per la durata di un anno da ospitare in singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti ciascuna. Sul piatto anche il problema dei rincari, cooperative e strutture per richiedenti asilo in grave difficoltà. La prefettura di Padova ha alzato a 30 euro al giorno per coprire i costi del caro bollette e della caro vita che tutti stiamo affrontando, la quota che viene assegnata ad ogni richiedente asilo, ma le difficoltà sul piatto restano. Ecco, non so se da studio avete altre domande, se no da Padova ringrazio il collega Cristiano Caiende per la collaborazione tecnica e restituisco la linea. Grazie Chiara Gaiani, ovviamente ci occuperemo, no, anche nei nostri notiziari della sera di questo tema. Intanto vi faccio vedere la pagina del Corriere del Veneto, perché il quotidiano è il primo a pubblicare la foto del pensionato di Rovigo che è morto questa mattina all'alba a causa delle esalazioni della stufa a legna che aveva acceso per scaldarsi. La notizia che vi abbiamo dato del decesso, il suo nome era Giovanni Morini, aveva 75 anni, era un pittore autodidatta, scrive il Corriere del Veneto. La canna fumaria otturata potrebbe aver causato l'incidente, conferma il Corriere del Veneto quello che vi abbiamo detto in apertura dei nostri notiziari. La moglie è ricoverata in ospedale e non è fuori pericolo. Allora noi adesso andiamo in pubblicità, poi al rientro altre notizie di cronaca. Ospiteremo poi qui il segretario della CGIL riconfermato Mauro Visentini, in collegamento da Roma un attivista di Friday for Future. A tra poco. Edizione di Antenna 3 Nord-Est, ben ritrovati nuovamente in onda, ancora buon sabato a tutti voi. Siamo partiti con la cronaca, la notizia del decesso dell'uomo di 75 anni che purtroppo è morto in casa, è stato trovato all'alba dai vigili del fuoco, la sua abitazione andata a fuoco, era un pittore autodidatta, la moglie è ricoverata in ospedale, non è fuori pericolo. Poi ci siamo collegati con il collega Filippo Fois davanti alla bottega del venditore artigiano di Mestre che ha perso la vita nella notte andando contro un palo con la sua motocicletta. Adesso andiamo a San Martino di Lupari, ricorderete la storia dei coniugi massacrati. Ebbene, secondo la procura sarebbe un piatto di ceramica l'arma del delitto, l'arma che ha ucciso Maria Angela Sarto e ha ferito in maniera molto grave il marito Giorgio Miattello. È il servizio arma del delitto di San Martino di Lupari. Un attimo solo che adesso la regia lo carica. Un piatto di ceramica colorato di cui si sta cercando ogni più piccolo frammento. Sarebbe questa l'arma usata nella villetta di via Galilei a San Martino di Lupari per uccidere Maria Angela Sarto, la maestra in pensione, trovata senza vita in un lago di sangue nella camera da letto intorno alle 13 del 27 dicembre. Il marito Giorgio Miatello è ancora ricoverato in ospedale a Padova e non è stato in grado di parlare con gli inquirenti che si occupano delle indagini. A trovare i genitori e la figlia
figlia che aveva soccorso il padre in soggiorno e scoperto il corpo senza vita della madre. È Diletta Miatello, la figlia primogenita dei due coniugi, a essere accusata del delitto della mamma e del grave ferimento del papà. In carcere a Verona, dove nei prossimi giorni riceverà una nuova visita dell'avvocato che la difende, Elisabetta Costa, non ha ancora detto nulla di quanto accaduto. Inizialmente i carabinieri coordinati dal PM Marco Brusegan pensavano che l'arma del delitto fosse un vaso, poi si è arrivati a individuare il piatto. Gli inquirenti intanto attendono di poter interrogare Giorgio Miatello, sopravvissuto alla strage, ma per i medici che lo hanno in cura le sue condizioni ancora non lo permettono. Andiamo a Vicenza, ora la storia è questa: gli rubano le carte di credito e a distanza di giorni riconosce la ladra che viene arrestata dagli agenti. Arrestata in flagranza una donna di origine serba in via Legione Antonini dagli uomini delle volanti. La donna ieri pomeriggio è stata riconosciuta all'interno di un esercizio commerciale dalla vittima di un furto avvenuto alcuni giorni fa. Intercettata dagli operatori della Polizia di Stato, indossava lo stesso marsupio che aveva il giorno del furto. La vittima, un vicentino, in quell'occasione aveva subito il furto tra gli altri effetti delle carte di credito e del bancomat. Nel momento della perquisizione la donna è stata trovata in possesso della refurtiva, in particolare proprio delle carte di credito. Pertanto è stata arrestata e condotta al carcere femminile di Montorio a Verona, in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida. Allora, ora ci spostiamo nella Marca trevigiana, parla il sindaco Mattia Perencina, siamo a Farra di Soligo. Sapete che la notte di Capodanno sono state 6 le case svaligiate a Farra di Soligo, poi i ladri sono tornati in azione, approfittando questa volta del fatto che i tanti cittadini si erano radunati per assistere al falò dell'Epifania. Non c'è pace dunque per i cittadini di Farra. Sentiamo il sindaco. Questa sera c'è una grossa operazione in tutto il territorio con diversi posti di blocco. Siamo fuori anche noi con la polizia locale e quindi insomma speriamo veramente che finiscano presto o perlomeno che vengano arrestati. Scende il buio e scattano i controlli a Farra di Soligo, una risposta ai continui raid di malviventi che hanno esasperato i cittadini. Dopo i numerosi furti messi a segno sono iniziati i controlli straordinari delle forze dell'ordine, programmati pattugliamenti e i posti di blocco in diverse strade. In supporto è arrivato anche il 4° battaglione dei carabinieri di Mestre, con loro anche il sindaco di Farra di Soligo, che aveva sollecitato un potenziamento dei controlli per prevenire i furti in tutto il territorio del quartier del Piave, dove l'allarme della popolazione è elevato. L'idea è quella proprio di cercare di scoraggiare questa gente a continuare a fare dei furti e a mettermi in difficoltà il paese, perché ci sono due sentimenti che aleggiano: uno è la paura e uno è la rabbia. E quindi quello che io continuo a dire ai cittadini è di segnalare al 112 se ci sono movimenti e persone sospette, così come anche le macchine, così come dico sempre: accendete gli allarmi, accendete qualsiasi dispositivo che possa scoraggiare questa gente ad entrare nelle nostre case. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. Rimane fondamentale la collaborazione dei cittadini. L'invito è sempre di prestare attenzione a tutti i movimenti sospetti e di allertare subito il 112 o il 113 per garantire l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Nelle prossime settimane a Farra verrà anche ampliato il sistema di videosorveglianza comunale. Gli occhi elettronici e i sistemi di rilevamento targhe saranno di supporto alle indagini dopo ogni reato. Allora dunque vi presento il prossimo ospite. Mauro Visentin ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Mauro, grazie Buongiorno. Per averci raggiunto. Buongiorno rieletto a gran voce, no? Acclamato dalla platea al 7° congresso. Acclamato è eccessivo, comunque è stato eletto con una larga maggioranza, no? Quindi sì. Questo è un dato, no? Per noi giornalisti è comunque certo. una notizia, quindi ovviamente congratulazioni. Allora intanto le faccio proprio una domanda che riguarda un po' la sua figura. Questo nuovo mandato che cosa porta di nuovo? Sicuramente la continuità, visto che insomma si è lavorato tanto. Che cosa c'è di nuovo adesso? Le sfide che ci attendono, visti anche i rincari che stanno mettendo in crisi le tante produzioni del nostro territorio? Ci sono delle sfide di carattere nazionale che sono quelle legate
allo stipendio e al reddito dei lavoratori e dei pensionati. Ci sono questioni come quella della precarietà e del mercato del lavoro da dover mettere in condizioni normali e non eccezionali. Ci sono sfide di carattere territoriale legate alla vocazione di questo territorio. E una delle questioni che noi abbiamo messo fra le priorità è la questione della sostenibilità dell'ambiente. Noi abbiamo dedicato una giornata, una mattinata, una tavola rotonda a questo tipo di questione, perché riteniamo che il lavoro debba sempre più e sempre meglio compenetrarsi con la sostenibilità e pertanto creare anche futuro, perché sennò... Quindi riconvertirsi sostanzialmente. Senza no? dubbio sì, senza dubbio. Ci sono dei settori per i quali una riconversione evidentemente è più semplice, no? Immaginando ad esempio i vari sistemi che vengono utilizzati nell'agricoltura, da quello dell'irrigazione, cioè delle modernizzazioni che non si possono più come dire, procrastinare. Sì, ma direi un po' tutti i settori, perché la tecnologia e la digitalizzazione è una risorsa che deve essere utilizzata proprio per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, le condizioni di lavoro, ma anche, come dire, deve migliorare l'impatto che tutte quante le attività hanno nel territorio. L'agricoltura è una di quelle. Il passaggio ad esempio dall'utilizzo migliore dell'acqua, visto anche che siamo in un territorio che ha sofferto e sta soffrendo di siccità conclamata, credo sia una di quelle, ma penso anche alla metalmeccanica piuttosto che alla chimica, piuttosto che anche gli stessi laboratori tessili e del legno e l'edilizia, cioè tutte le attività credo debbano fare i conti con la questione della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. Secondo lei perché, com'è possibile, come la sostenibilità può sostanzialmente diventare un'opportunità? Cioè come può creare anche nuovi posti di lavoro? Cioè oltre a immaginare una riqualificazione dei lavoratori, no? Che avviene, la formazione è sempre uno dei primi punti che insomma anche voi come sindacato sostenete, ma i nuovi posti di lavoro come potrebbero arrivare? In quali settori secondo lei? Beh, noi pensiamo che ad esempio tutta la mole di risorse che è prevista in arrivo, quelle del PNRR, siano l'opportunità per una riconversione dei posti di lavoro. Il tema non è se creiamo nuovi posti di lavoro, il tema è se continuando così abbiamo ancora la possibilità di lavorare, perché il consumo del suolo, una delle grandi questioni, veniva ribadito dal professor Vallerani, che è una figura, un luminare rispetto alla questione dell'ambiente del nostro territorio. Ci raccontava che nel 2050 se andiamo avanti così avremo consumo del suolo zero, perché non avremo più suolo da consumare, e credo che invece noi dovremo arrivare a consumo del suolo zero perché rispettiamo l'ambiente, perché recuperiamo, riqualifichiamo il territorio già compromesso con le costruzioni e con l'utilizzo in generale. A questo proposito, no, di territorio in qualche modo occupato, la situazione nella Marca è equivalente alle altre situazioni in Veneto come dire, costruzione di capannoni che poi vengono abbandonati. Ho visto che tante aziende hanno delocalizzato e quindi ci sono diverse cattedrali nel deserto. Quanto si è riuscito nella Marca a riconvertire questi spazi? Beh, ci sono alcune realtà che sono state riconvertite, penso ad esempio anche come lo spazio, lo stabilimento di Amazon qua alle porte di Treviso, che è stato riconvertito da una ex attività commerciale. Ma penso anche a Villorba, dove si è installata un'altra realtà legata alla logistica, per cui è possibile questo. È che noi abbiamo saccheggiato bene il nostro territorio negli anni precedenti, e per cui il recupero molto spesso è un recupero difficile
e soprattutto se l'abbandono è datato è anche, come dire, impossibile, va riqualificato il territorio, e in alcuni casi bisognerebbe ripensare anche all'utilizzo del territorio che rimane. Io penso al grosso impianto di Marchiol lungo la Treviso Mare, che senz'altro è come dire, una grossa realtà produttiva, una grossa realtà anche che creerà posti di lavoro, però averlo ripensato magari in qualche altro luogo, in qualche altro posto, magari utilizzando anche incentivi per riqualificare il territorio, potrebbe essere stato utile anche per, come dire, per il futuro nostro e dei nostri figli. Quanto ammonta la responsabilità dei sindaci che con i piani regolatori in qualche modo decidono del territorio e danno, così permettono i cambi di destinazione d'uso banalmente, no? Quindi danno anche la possibilità di costruire? Sì, è vero, i sindaci hanno delle responsabilità perché, come dire, hanno pensato, disegnato dei piani regolatori. Molto spesso i piani regolatori non hanno 2 anni, ne hanno anche 10, 15, 20, per cui voglio dire la scelta è stata fatta in altri tempi. È stata fatta di concerto con un altro aspetto, che è il taglio di trasferimenti ai comuni e l'opportunità dei comuni di creare zone industriali piuttosto che zone abitative, che zone da urbanizzare, e con gli oneri di urbanizzazione si è fatta cassa. Ecco, anche là forse l'errore è a monte, bisognerebbe, come dire, ripristinare anche questo tipo di logica e rivedere questa logica e provare a dire dove tu recuperi il territorio io ti do un risarcimento, in modo tale, anche come trasferimento, in modo tale che tutti assieme utilizziamo le risorse di tutti per comunque far lavorare i comuni, far fare i bilanci ai comuni, perché il rischio, mi rendo conto, è anche di questo tipo. Voi avete creato appunto uno spazio proprio dedicato alla sostenibilità, anche perché i cambiamenti climatici hanno ampiamente modificato, no, il nostro territorio. Pensiamo alla neve che non c'è più in montagna piuttosto che alle grandi ondate di siccità che stiamo vivendo. Sono cambiamenti che sono destinati a cambiare anche il lavoro, proprio perché di lavoro ce ne sarà sempre meno per il turismo in montagna e anche le colture. Ovviamente sì, serve una forte, come dire, disponibilità a provare a ripensare il futuro, a capire quale vocazione deve avere questo territorio, e dentro a questo tipo di vocazione non può prescindere appunto il tema della sostenibilità, il tema del rispetto dell'ambiente. Serve la politica sostanzialmente, la diciamo in maniera molto chiara, per cui è opportuno che la politica a tutti i livelli, dal nazionale al regionale al territorio, la si faccia tenendo conto di queste questioni, e soprattutto che la si faccia perché noi scontiamo una difficoltà rispetto alla programmazione, alla politica industriale, alla politica ambientale, scontiamo un po' a lasciar fare, e ovviamente il mercato si fa le sue, come dire, le sue scelte, però le scelte del mercato sono legate ovviamente al profitto e mai, come dire, al bene comune. Torna all'allarme siccità, è un servizio che proprio abbiamo preparato dalla nostra redazione di Treviso, e cade un po' a fagiolo, no, rispetto a quello che stiamo dicendo. Allora ve lo facciamo ascoltare. Problema con la messa in onda del servizio legato all'allarme siccità. Fatemi sapere quando sarà pronto, lo mandiamo tra pochi minuti. Intanto noi tocchiamo un altro argomento, Mauro, perché all'interno del grande quadro della sostenibilità è pronto il servizio? Lo possiamo mandare? Allora torna l'allarme siccità. Quest'anno il livello più alto toccato a novembre, all'inizio di novembre, era inferiore
alla media più bassa degli ultimi 20 anni. Il dato sul livello delle falde acquifere in Veneto la dice lunga sulla situazione idrica regionale, con un deficit che spaventa, e se l'anno appena concluso è stato difficile per la siccità e le elevate temperature, il 2023 si annuncia dal punto di vista idrico ancor più complesso, con all'orizzonte l'ipotesi di un conflitto tra attività per l'utilizzo di risorse idriche sempre più scarse. Potrebbe creare conflitti tra l'idropotabile, per esempio, l'agricoltura, l'energetico, l'industria. Cioè, quando l'acqua è poca per tutti e questo potrebbe innescare situazioni sgradevoli che non eravamo abituati ad affrontare. Una situazione di deficit idrico estesa a tutto il paese. Pioggia e neve non riescono più a sanare il deficit dell'Italia, annuncia l'ANBI nazionale. Gli esempi più emblematici sono i laghi, tutti sotto la media. Si confida in precipitazioni nevose che poi possano rimpinguare la già minima riserva, ma le previsioni sono allarmistiche, tanto da sollevare preoccupazione sulla disponibilità di acqua potabile. Se perdura il livello della presenza dell'acqua nelle falde, determini difficoltà agli acquedotti per l'attingimento e quindi per l'approvvigionamento potabile, la necessità umana. Insomma, questo è una delle preoccupazioni. Tra l'altro il tema di salvare la risorsa idrica, dicono che l'acqua sarà l'oro nero di domani, era uno dei temi, insomma, che avete portato al congresso, e nella piattaforma, diciamo, che la CGIL ha redatto insieme a CISL e UIL c'è proprio questo, la richiesta al governo di preservare la risorsa acqua anche attraverso, insomma, la sistemazione dei tanti acquedotti. Sappiamo che anche qui, insomma, nel Trevigiano, nella Marca, le strutture sono particolarmente vetuste. Sì, il tema è quello ormai vecchio di qualche anno, ovvero sia, servono ancora le grandi opere monumentali faraoniche o serve una miriade di piccole opere per recuperare e per mantenere un po' tutto il bene comune che il Paese ha? E noi pensiamo che sia più utile in questa fase utilizzare le risorse economiche, la pianificazione proprio per questo tipo di operazione. Cioè, per tradurla in maniera molto più concreta, smettiamola di parlare del ponte sullo Stretto di Messina e proviamo invece a sistemare gli acquedotti, a sistemare le strade, a sistemare i cavalcavia, a sistemare quello che già noi abbiamo, le infrastrutture che abbiamo e che ogni giorno utilizziamo. Un altro dei temi che in qualche modo sono emersi dal congresso è legato al fatto che la sostenibilità si realizza anche attraverso interventi sul lavoro, ad esempio quello della settimana corta. La settimana corta che in qualche modo voi avete rilanciato, e che peraltro è una sperimentazione che già, non so, mi viene in mente Valencia, ma alcuni paesi hanno messo in moto. Perché in Italia è così difficile e quali sono i benefici della settimana corta? Beh, i benefici della settimana corta sono sostanzialmente due: un risparmio di risorse economiche, di risorse come dire, che sono quelle legate alla produzione e alla trasformazione, anche perché in molti casi ci troviamo e ci siamo trovati in crisi di sovrapproduzione, per cui dovremmo anche tarare la modalità con cui si lavora e con cui si produce. L'altro aspetto è legato al benessere e ai tempi di vita e ai tempi di lavoro, per cui noi pensiamo che si possa arrivare a una riduzione dell'orario di lavoro, ovviamente a parità di salario, perché anche qua l'aspetto è che non si possono utilizzare le tecnologie, le innovazioni solo a vantaggio di una parte. Le dividiamo in maniera uguale, equanime fra le parti, le aziende ne riceveranno un beneficio, i lavoratori ne devono ricevere un altro, per cui se posso produrre con la stessa quantità o anche in quantità diversa con meno tempo, è giusto che un qualcosa ritorni anche a chi produce, non soltanto a chi... Diciamo che voi sostenete l'assunto che andando a conciliare, aiutando la conciliazione per le famiglie dei tempi della vita e del lavoro, la produttività aumenta.
Assolutamente sì, in alcuni casi lo abbiamo visto da alcuni studi, c'è una maggiore capacità di essere reattivi, di produrre, ci sono meno infortuni, ci sono tutta una serie di effetti collaterali che chiaramente vengono a diminuire, e questo credo sia a vantaggio un po' di tutta la società. È chiaro che bisogna avere la volontà e come dire, anche un po' la perspicacia di poterci arrivare. Lo abbiamo visto in parte in maniera molto diversa con lo smart working. Le aziende erano del tutto riluttanti, adesso scoprono che forse lo smart working è una modalità utile a loro. Anche qua va normato, perché è ovvio che se tu risparmi il riscaldamento e l'elettricità a casa, il lavoratore che lavora da casa, quella la mette lui di tasca propria, per cui bisogna anche metterci d'accordo su questo tipo di operazione. Su questo voi farete pressione col governo come unioni sindacali? Cioè, a che punto è la normativa legata allo smart working? È su un binario morto, ovviamente. Noi abbiamo diversi tavoli aperti con il governo, con i governi, perché di governi nell'ultimo periodo se ne sono succeduti molti e non si è mai arrivati alla quadra. Noi ovviamente non abbiamo solo il tavolo con i governi, ma abbiamo anche il tavolo della contrattazione con le controparti, per cui la nostra azione sarà su due binari, sarà sul binario con le istituzioni, proprio perché va anche in qualche maniera legalizzata, cioè costruita una legge su queste questioni, e dall'altra parte va contrattualizzato le modalità, e per cui vanno fatti anche i contratti. Allora le faccio vedere come stanno, come si definiscono, come si raccontano le imprese. Questa volta andiamo a Padova, ma insomma siamo in Veneto con un servizio della redazione di Padova. Andiamo a vedere come stanno le imprese e poi proviamo un po' a commentare insieme questi rincari che hanno colpito le imprese, quanto poi stanno toccando anche il lavoro e quindi le assunzioni. L'inflazione, il caro energia e il conflitto russo-ucraino, tra fattori di incertezza che potrebbero frenare lo sviluppo e la nascita di nuove imprese nel territorio, uno scenario che per il momento sembra non aver avuto ripercussioni sul tessuto economico padovano, che sta registrando la crescente incertezza invece a livello mondiale, questo grazie alla solidità delle sue imprese. Il settore che ovviamente ha subito di più le conseguenze di questi fattori è stato quello del commercio e quello delle costruzioni, mentre invece il settore manifatturiero continua a crescere con dei valori assolutamente lusinghieri. L'export poi, per esempio, che è un altro degli elementi importanti per capire la bontà del nostro sistema delle imprese, è assolutamente significativo, perché soltanto nel terzo trimestre i valori dell'export solo della sola provincia di Padova superano i 3,2 miliardi di euro, quindi una cifra assolutamente buona e superiore ai valori sia pre-pandemici che anche quelli post-pandemici. Il saldo 2022 delle imprese padovane è stato leggermente negativo per quanto riguarda imprese femminili e nuove aperture, ma nel nostro territorio crescono le imprese giovanili. Dire che il modello nord-est, come ho sentito dire oggi, è un modello in crisi fra tutti i modelli economici delle tre regioni più importanti d'Italia, che sono la Lombardia e l'Emilia-Romagna, io direi che non è assolutamente così. Un aspetto importante poi riguarda le assunzioni. Se dobbiamo dire qualcosa sull'occupazione, dobbiamo dire che riscontriamo una difficoltà da parte delle imprese di trovare risorse che abbiano requisiti sufficienti per poter essere poi assunte e avviate a un nuovo lavoro. Ecco, stava già commentando Mauro Visentin, segretario rieletto della CGIL di Treviso, stava commentando l'ultima parte, no, di Sant'Ocono dedicata alle imprese che fanno fatica ad assumere. Perché? Perché innanzitutto bisogna fidelizzare i lavoratori e per fidelizzarli bisogna dargli delle prospettive. Se io assumo continuamente con le agenzie o a tempo determinato e non so mai se domani avrò il mio posto di lavoro, faccio fatica a fidelizzarmi da una parte. Dall'altra è stata consumata tutta quanta la competenza, perché i competenti, chi è imparato a lavorare nel proprio posto di lavoro, ormai
ormai sta arrivando forse al traguardo della pensione e pertanto, come dire, servono nuove competenze, nuovi lavoratori specializzati, nuovi lavoratori che acquisiscono anche le competenze con le nuove tecnologie. Per far questo ovviamente non è solo colpa della scuola, anzi la scuola deve formare i cittadini, i lavoratori li devono formare le aziende attraverso anche l'apprendistato. Io ricordo che l'unico dato in calo, parlo della provincia di Treviso, di 500 unità rispetto all'anno precedente è quello delle assunzioni degli apprendisti nel nostro territorio. Apprendista vuol dire che io entro nel luogo di lavoro, vengo formato, imparo a lavorare e tendenzialmente dovrei anche essere assunto alla fine del percorso di apprendistato. Perché questo dato in calo, allora, secondo lei? Perché è più semplice chiedere o trovare o in alcuni casi anche scippare i lavoratori da un'azienda all'altra che sanno già lavorare, però questo è come dire non è programmazione, non è lungimiranza, non è capacità secondo noi di essere e di fare impresa. L'impresa deve anche costruire la propria manodopera e soprattutto la deve fidelizzare attraverso anche la contrattazione. Aiuterebbe una forma di defiscalizzazione, già insomma l'apprendistato ha un regime differente, però potrebbe aiutare, no? Come incentivo per le imprese. Noi abbiamo chiesto che, a parte che gli apprendisti costano veramente in maniera irrisoria sotto l'aspetto della contribuzione, perché è quasi tutta figurativa, per cui sono pochi euro al mese di contribuzione. Noi abbiamo chiesto che, come dire, ci sia una detassazione dei salari attraverso il cuneo fiscale. Anche qua il governo ha scelto di non utilizzare tutta la potenzialità, ma di distribuirla anche in altre realtà, facendo pagare meno le tasse alle partite IVA, eccetera, eccetera. Ecco, non voglio rientrare in quella polemica, abbiamo fatto uno sciopero su questa questione. Però voglio dire sì, bisogna alzare i salari, anche perché così i lavoratori rimangono nel territorio, non se ne vanno neanche come dire, nelle regioni vicine, perché noi abbiamo un dato di emigrazione anche nelle regioni vicine, in Lombardia piuttosto che in Emilia Romagna, oltre che molti all'estero, proprio per le questioni anche economiche e legate ai tempi di vita e ai tempi di lavoro. La nuova frontiera è proprio questo. Cioè stanno offrendo lavori pagati meglio e con orari migliori le altre regioni? È chiaro che sì. Ci fa un esempio? L'Emilia Romagna ad esempio ha una percentuale di salario per quanto riguarda un lavoratore medio, un lavoratore specializzato che è qualche punto percentuale superiore a quella che abbiamo qua in Veneto. E questo è sia legato alla contrattazione, ma è anche sia legato agli inquadramenti, al tipo di contratti che vengono applicati, eccetera, eccetera. Per cui ci sono tutta una serie di questioni che noi vorremmo e dovremmo affrontare anche attraverso la contrattazione, di secondo livello, quella che si fa nelle aziende. Noi abbiamo visto in questo periodo tante aziende che al posto di fare la pubblicità del proprio marchio, utilizzano quelle risorse per dire li abbiamo date ai lavoratori, va bene, però facciamoci un contratto sopra sta roba qua, perché quei soldi devono essere a disposizione dei lavoratori anche l'anno prossimo. Quindi lei dice non una tantum. Non può essere un una tantum data al posto di fare pubblicità. Adesso io voglio essere anche un po' provocatorio per dire alle aziende: noi ci siamo, facciamo i contratti e aumentiamo i salari dei lavoratori. Anche perché il problema vero, mi viene in mente il tema della sanità, ma il motivo per cui non si trova personale nel mondo della sanità, ma anche in quello del turismo, è perché i contratti sono fermi da anni e non sono più competitivi rispetto ad altri settori o ad altri paesi. C'è uno studio dell'Ocse che dice che rispetto alla capacità, il potere di acquisto dei salari rispetto al 1990 è calata del 3%, mentre tutto il resto d'Europa è andato in un'altra direzione. Ora, anche qua,
le scelte politiche che sono state fatte in questo Paese per agganciare l'Europa, per progredire, per fare di questo Paese un Paese che potesse rimanere a galla anche sotto l'aspetto economico e produttivo, è stato caricato solo e sulle spalle dei lavoratori, perché se in altri territori i salari sono aumentati, è stato possibile fare dei passi in avanti e raggiungere i risultati, e qua il conto l'abbiamo pagato solo noi, perché scopriamo che le imprese al posto di fare investimenti comprano le colline dell'UNESCO perché il prosecco oggi è molto più redditizio. Voglio essere provocatorio, ma lo faccio perché proviamo ad aprire un tavolo e ci confrontiamo su queste questioni. Voglio dire, non hai fatto il bene dell'impresa del tuo territorio, hai fatto affari. È consentito, è previsto, però voglio dire, qua manca una programmazione anche da parte della politica. La politica è stata molto assente in questi anni. Senta, qual è, le chiedo proprio in maniera concreta, il contratto di lavoro che meno vi soddisfa e sul quale avete intenzione, come dire, di dichiarare battaglia, no? Per il rinnovo, oltre a quello dei medici, perché sappiamo già che i medici che lavorano nel pubblico hanno contratti fermi da diversi anni e quindi stanno emigrando verso i centri privati. Guardi, io penso a quei lavoratori che garantiscono la sicurezza nei luoghi pubblici, penso alle guardie giurate, ai vigilantes, eccetera, che lavorano i giorni festivi, che lavorano di notte, che lavorano e stanno in piedi 12 ore al giorno dentro, davanti alle banche piuttosto che dentro i centri commerciali, che rischiano anche del proprio e che ad oggi hanno il salario e il contratto fermo da più di, mi sembra, sono 7-8 anni addirittura, e prendono lordi, parlo di lordo, poco più di 5 euro all'ora. Credo che questo sia, come dire, la peggior situazione da affrontare e chi non vuole sedersi al tavolo per rinnovare quel contratto si deve solo vergognare. Tra l'altro noi avevamo anche raccolto, no, la denuncia, adesso non faccio ovviamente nomi, ma proprio perché è un lavoro, perché è pagato poco, che non vogliono fare in tanti, a chi invece questo lavoro lo fa vengono chiesti degli straordinari importanti, ma fare gli straordinari quando si lavora di notte non è semplice. Sì, non è semplice, dopo ne vade anche della sicurezza del lavoratore e anche del lavoro stesso. Perché alla fine sta gente quando è in piedi da 12-13 ore e deve garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, perché c'è anche chi paga perché queste persone facciano il loro lavoro, io vorrei anche farmi una domanda se siamo certi che quei soldi sono pagati in maniera seria e corretta. Perché questo insomma potrebbe essere uno degli aspetti che poi che andrebbero indagati. Segretario, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, grazie per essere stato con noi. Allora, i contratti della sanità, di chi lavora nell'ambito della sicurezza e poi anche di chi lavora nel mondo della scuola, anche qui i contratti Ovviamente sì, nella scuola anche qua è un settore che ha avuto una forte esplosione negli anni scorsi, adesso ha avuto un arretramento, ma anche qua un insegnante, se guardiamo i livelli europei, è quasi alla metà, voglio dire, lo stipendio, e anche questo, come dire, è un termometro che la dice lunga sulla nostra situazione. Grazie per essere stato con noi, Mauro Visentin, rieletto da 24 ore direi, segretario, meno di 24 ore, generale della CGIL di Treviso. Grazie Mauro per essere stato con noi. Allora Mauro Visentin ha nominato l'Emilia Romagna, allora parte proprio da Treviso la campagna per le primarie del Partito Democratico di Stefano Bonaccini, presidente appunto dell'Emilia Romagna. Lunedì l'arrivo in città, poi le tappe a Padova, Vicenza e Verona. Inizieremo da Treviso alle 13:30 con un pranzo, continueremo poi a Padova al Pedrocchi alle 16:30, lo porteremo poi a Due Ville, quindi in provincia di Vicenza, per poi proseguire e continuare e concludere la serata a Verona alle 21. La tabella di marcia è serrata, ma quella di lunedì sarà soltanto la prima uscita ufficiale in Veneto di una serie per Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria Dem. Dopodiché organizzeremo la presenza nelle altre province, in particolare a Venezia, all'interno di un grande cammino alle cosiddette capitali d'Italia.
Giustizia sociale, lavoro per i giovani, sanità pubblica, le priorità per i sostenitori veneti di Bonaccini. Quanto all'autonomia, il solco, dicono, tra la ricetta del governatore emiliano e quella di Luca Zaia è evidente. Usare l'autonomia come slogan dicendo voglio 200.000 competenze, voglio le tasse, voglio l'autonomia della scuola, voglio l'autonomia energetica, eccetera, è una sciocchezza che non ci porterà da nessuna parte. Quello che stiamo dicendo noi, che sta dicendo Bonaccini e lo sta facendo nella sua regione, è portiamo a caso l'autonomia non come slogan ma come risultato per il bene dei nostri cittadini. La posizione di Stefano Bonaccini è chiara sul fronte, diciamo, delle competenze che non devono essere assolutamente attribuite alle regioni. Tra queste c'è la scuola, perché è inutile pensare a 20 scuole regionali diverse. Coesione culturale la chiama Zorzi, per il quale con Bonaccini leader i territori torneranno protagonisti. Per questo nella Marca tanti amministratori sono già mobilitati. Il comitato provinciale che si è costituito a sostegno, diciamo, della sua candidatura conta tra le sue fila praticamente tutti i sindaci del Partito Democratico, da Alberto Cappelletti di San Biagio di Callalta, Maria Rosa Barazzi di Cappella Maggiore, Paolo Galeano Preganziol, Paola Moro di Monastier. Un partito che sia in grado di valorizzare il lavoro degli amministratori e dei dirigenti del territorio. Lo sciopero dei benzinai di cui vi abbiamo dato conto, la notizia ovviamente che è stato congelato, il tavolo con il comparto e il governo. Ve lo raccontiamo. Congelato lo sciopero dei benzinai annunciato per il 25 e 26 gennaio, lo stop dopo un primo incontro a Roma con il governo. Il confronto riprenderà martedì prossimo. Solo allora i rappresentanti di categoria decideranno se revocare la serrata o confermarla. Ci hanno promesso di rincontrarci per i giorni della settimana prossima per entrare più sul tecnico. Apprezziamo e hanno apprezzato il fatto che abbiamo dato le nostre spiegazioni, quello che diciamo da una settimana, che il prezzo non lo gestiamo noi e quindi non siamo noi che andiamo a incidere sul prezzo finale. Sicuramente ci auspichiamo che anche il decreto trasparenza sia modificato in toto, perché anche lì mettere un prezzo medio nazionale diventa un po' difficile da gestire anche a livello territoriale, perché quando parliamo di un prezzo medio, il prezzo medio va modificato anche a seconda dell'impianto, se si trova a una certa distanza dalle raffinerie. Sicuramente se si trova a 300 km i prezzi di trasporti aumentano e quindi il listino automaticamente le compagnie petrolifere sono costrette ad aumentarlo lievemente. Quindi la soluzione potrebbe essere di mettere un prezzo sicuramente medio nazionale sul portale del Mise, in modo che tutti possano andare a controllarlo. Metterlo sull'impianto crea solo confusione e sicuramente distrae il cliente da effettivamente quello che va a pagare. Poi per quanto riguarda la comunicazione di prezzi, anche lì siamo molto scettici, cioè minimo un gestore manda circa 120 comunicazioni all'anno. 120 comunicazioni moltiplicato per i 20.000 impianti, per chi lo fa correttamente, hanno dei dati allucinanti da controllare. Dovremmo capire se questi dati dopo alla fine vengono controllati e, come si dice in Italia, con un click dovrebbero riuscire a risolvere il problema. L'Europa parifica il vino veneto alle sigarette, in Irlanda arrivano subito le etichette allarmanti, ma il Veneto si difende, vediamo come. Da un lato ci danno i contributi per tutelare le eccellenze enogastronomiche, dall'altra fanno delle normative che vanno a penalizzare proprio i prodotti e i cibi di qualità che produciamo soprattutto in Veneto. Dopo il caso del Prosecco, dopo il caso delle farine fatte con gli insetti, oggi ovviamente si va a colpire il vino, che ricordiamoci in Veneto vale circa 2 miliardi di export. Ancora una volta l'Europa colpisce le eccellenze venete. L'Unione autorizza l'Irlanda a inserire sulle etichette delle bottiglie di vino avvertenze sui rischi per la salute che derivano dal consumo di alcol. Insomma, un bicchiere di vino veneto viene messo alla stregua di un pacchetto di sigarette. Siamo alla vera e propria follia di un'Europa che è sempre più concentrata a distruggere le eccellenze agroalimentari, magari per favorire i prodotti che arrivano dalle grandi multinazionali. In passato avete fatto anche la lotta contro il Nutri-Score? Sì, abbiamo fatto la lotta contro il Nutri-Score. Purtroppo ogni anno dobbiamo, assieme ai consorzi di tutela, ovviamente fare tutta una serie di azioni per tutelare anche i nostri prodotti che spesso e volentieri subiscono dei falsi a livello internazionale, e purtroppo questa Unione Europea, invece di tutelare i nostri agricoltori, giorno dopo giorno ovviamente con queste norme folli li sta solamente ovviamente bastonando. Il Veneto si sta già muovendo per difendere
difendere per l'ennesima volta le sue eccellenze. Come Regione del Veneto noi ci siamo già mossi in queste ore presso il Ministero dell'Agricoltura e contiamo insomma che attraverso i nostri rappresentanti anche a livello europeo si possa veramente fare una operazione di lobby, di tutela, perché ovviamente ne va del futuro del nostro settore primario che, ricordiamoci, in Veneto ha un'importanza strategica. Allora, ben ritrovata Assessore Elena Donazan, Istruzione, Formazione e Lavoro, benvenuta, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi e grazie per questo invito. Tra l'altro lei insomma si è sempre battuta, no, per la difesa del Made in Italy, non so se ha visto questo servizio dedicato al vino del Veneto che abbiamo appena mandato in onda, lei si è sempre battuta per il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi se vuole fare una battuta anche su quello che ha appena visto. La faccio volentieri, Anna, e la ringrazio perché mi trovo in questo momento alla scuola DF della formazione professionale di Valdobbiadene, quindi una terra diciamo eletta per quanto riguarda il tema dei vini e della qualità. Qui sono oggi per salutare un preside illuminato che lascia il suo incarico, ma ci sono ovviamente i produttori e stiamo parlando di questo. Ai ragazzi e ai nostri giovani insegniamo di essere gli ambasciatori del Made in Italy, della qualità del nostro prodotto, della storicità e dell'identità di un territorio. Credo che la follia a cui stiamo assistendo di produzioni che peraltro vengono colpite perché rappresentano un valore, è l'ennesimo, Anna, tentativo di colpire l'economia di una certa parte dell'Europa. Credo che avremo buoni alleati però in questa battaglia. La Francia ha le stesse esigenze nostre, la Spagna ha medesime esigenze, vorrei dire anche la Grecia e larga parte della Germania e dell'Austria, perché ricordiamo che sono oggi zone a vocazione produzione vinicola. L'eccellenza italiana, la nostra varietà, sono ovviamente quelle che oggi danno un grande valore, lo vediamo ogni volta che sempre in Veneto c'è l'appuntamento di Vinitaly. Certo. Vediamo i volumi, vediamo le risorse, vediamo i fatturati e l'export. Ecco, questa battaglia fatta dal nord Europa contro l'Europa del sud è una battaglia per colpire la loro incapacità di gestire il tema dei superalcolici e dei problemi sociali che hanno. Niente a che vedere con il vino, con la nostra storia, con la nostra cultura e alimentazione, ci batteremo per questo. Io lo faccio veramente a partire da una profonda cultura di consapevolezza che parte dal territorio, dalle nostre scuole, dalle nostre imprese. Tra l'altro, Assessore, sono scuole, mi viene in mente il Cerletti, qui lei ci sta parlando appunto della formazione professionale, che hanno avuto un boom anche di iscrizioni nell'ultimo periodo, cioè c'è la consapevolezza, così anche il nuovo interesse, no, nei confronti di settori come questi che una volta venivano un po' tralasciati o considerati alla stregua di altre formazioni magari un po' più altisonanti. Allora, siamo in un periodo cruciale, il mese di gennaio è il tempo della scelta, no? Bisogna scegliere che cosa fare, sono aperte le iscrizioni per le scuole. Quale le sembra siano le tendenze e come sta andando anche il lavoro di orientamento delle scuole? Anna, lei poi è un'esperta perché tra le giornaliste che più si è informata è importante il ruolo che voi avete dell'informazione accreditata e certificata. Oggi viviamo anche un tempo in cui l'informazione passa attraverso tanti canali social, canali non qualificati mi viene da sottolineare, mentre quando già se ne parla in televisione o sulla carta stampata questo è autorevole. Quindi grazie per il lavoro che fate. La formazione professionale, il mondo dell'istruzione, formazione professionale in Veneto, a differenza di altre regioni italiane, è in un buono stato di salute. 3 cose importanti. La prima, un buon orientamento, anche una corretta informazione. Ecco perché l'ho voluta ringraziare, ringrazio la sua testata. Buona informazione, corretta informazione a dire cosa? Secondo elemento, che questi percorsi sono molto collegati all'economia e all'economia del territorio, che è un'economia vivace, che ha bisogno di figure professionali qualificate. Terzo, che le nostre scuole, istruzione professionale, formazione professionale, istruzione tecnica, ITS, quando pensiamo alla verticalizzazione, cioè all'andare verso i titoli più alti, sono percorsi molto richiesti dalle migliori imprese. Ieri ero a Recoaro Terme sta rilanciando il suo istituto professionale, l'alberghiero, con altri percorsi legati al turismo,
al benessere termale, e avevo di fronte i genitori delle scuole medie e sono andata a dire loro: fate questa scelta con leggerezza, cioè nel senso con consapevolezza che qui state facendo una cosa buona se siete venuti ad ascoltare questi percorsi formativi molto professionalizzanti, perché sono molto qualificati e molto evoluti. Vale lo stesso per la scuola ovviamente in cui sono. E ultimo dato, Anna, è che questi nostri ragazzi non sono dispersi. C'è un problema che l'Italia ha e che l'Europa ci sottolinea spesso, è quella della dispersione scolastica. Inizio un percorso, non lo termino. In Veneto il fatto di avere questi percorsi formativi invece cosa fa? Che tu arrivi al terzo anno, puoi fare il quarto, puoi fare il quinto e puoi andare poi all'ITS o all'università. Puoi comunque fare un passaggio, hai finito un percorso di terzo anno, non c'è il quarto nella tua scuola, non c'è il quinto, puoi reinserirti se hai volontà di continuare a studiare, ti è tornata la voglia, hai voglia di formarti. Ecco, percorsi che sono dentro un sistema che la Regione del Veneto ha bene organizzato. Tra l'altro un mondo del lavoro che ha fame di professionalità, ce l'hanno raccontato, poi dopo di lei parleremo con gli artigiani e anche gli operatori del turismo ce l'hanno raccontato bene questo, no? Mancano professionalità e oltre ovviamente a formarli all'interno delle aziende si cercano dei percorsi proprio di formazione e lavoro che possano già preparare, no? I ragazzi che entrano e iniziano a lavorare all'interno delle imprese. È così, perché poi noi pensiamo a che sbocchi dobbiamo dare, no? Quando immaginiamo percorsi nuovi nelle scuole, innovazione, noi pensiamo a dove le mandiamo queste creature di Dio? Le dobbiamo mandare dentro una buona economia, e la nostra è una buona economia, un'economia che parla con il mondo della scuola, che parla con noi, con la regione, per fare diciamo una buona programmazione. Ieri però anche questo è un bel segnale che credo sia anche legato al nuovo governo in termini di messaggi, perché Anna, non ci nascondiamo che quando si sceglie che cosa fare nella vita ti guardi anche ma che cosa sta accadendo nel mio mondo, in Italia, in Veneto, nella provincia in cui vivo. Allora, il fatto di avere detto basta reddito di cittadinanza sta muovendo le persone che magari erano lì in attesa, sperando di avere un sussidio e non fare, che devono cercarsi qualche cosa. Ieri parlavo con un importante imprenditore trevigiano di Montebelluna, Luca Businara ha una grandissima azienda che fa grandi produzioni di carbonio e mi dice l'anno scorso cercavo, non trovavo, quest'anno già comincio a vedere, intervengo già con diverse persone che vengono inserite. Centri per l'impiego che funzionano, anche questo è un merito nostro, no? Della regione, cioè la capacità, in particolare in quel territorio a Montebelluna hanno fatto cose straordinarie per andare proprio a mobilitare, e la chiarezza di dire: caro signor Mario, signora Maria, se lei non vuole accettare questo lavoro, sappia che da adesso è finita la pacchia e non ci sarà più un sussidio che le diamo per non fare nulla. E questo è un cambio di paradigma che oggi sta muovendo il mercato del lavoro. Insieme al fatto però, Anna, mi lasci dire che il tema principale per tutti, e spero che glielo dicano anche gli operatori economici, gli artigiani che ascolterà dopo, è la natalità. L'Italia deve dotarsi di politiche per la famiglia e per la vita, perché senza questo possiamo anche fare tutti gli interventi di edilizia scolastica, tutto il PNRR che vogliamo, faremo scuole belle vuote. Sì, ce lo dicono i numeri, no, Assessore, l'abbiamo visto anche legati proprio alle iscrizioni, anche per gli asili nido. Senta, un ultimo tema volevo affrontare con lei. In questi giorni c'è stato il congresso della CGIL. Una delle rivoluzioni che ha spinto il sindacato con altri è la sperimentazione della settimana corta. Conciliazione tra vita e lavoro può anche aumentare la produttività. Come assessore al lavoro cosa ne pensa? Io penso che sui temi della riorganizzazione in generale del lavoro si vedono i risultati. Quando intervenimmo qualche anno fa finanziando con il Fondo Sociale Europeo progetti di nuovi modelli organizzativi che tenevano conto della Lean Production, che nasce dall'esperienza Toyota, piuttosto della conciliazione dei tempi di vita di lavoro, il welfare aziendale,
strumenti di valorizzazione della persona per obiettivi e non solamente quantitativo del tempo, ha prodotto il risultato. Non credo valga una regola buona per tutti, cioè si può anche discutere di settimana corta o lunga, ma ci sono modelli organizzativi delle diverse tipologie aziendali. Io credo nella flessibilità e nella contrattazione di secondo livello. Non possiamo dire settimana corta, quando magari hai bisogno di aziende che stanno facendo prodotti stagionali e che hanno bisogno di intensificare magari sabato e domenica, e quello straordinario non può essere più considerato straordinario. Dovrebbe esserci una banca delle ore, una banca del tempo capace di essere flessibile. Ma se vale, non so, per un'azienda della plastica che fa arredo giardino e quindi ha picchi di produzione di un certo tipo, può anche valere per, non so, le aziende del settore vitivinicolo che hanno bisogno di imbottigliatori, vendemmiatori in certi periodi dell'anno, non certo con settimane corte o lunghe. Mi viene quindi da dire, da rispondere a questo dibattito aperto da CGIL, interessante, che dobbiamo riorganizzare la nostra forma mentis sulle persone, sul tipo di azienda e quindi lasciare alla contrattazione dentro l'azienda e dentro i settori ampio spazio di manovra. Quindi contrattazione di secondo livello. Assessore, grazie per essere stata in nostra compagnia, la lasciamo. Grazie a lei e mi lasci dire buon anno, perché per me è la prima volta che vengo con voi quest'anno, quindi buon 2023 a tutti, a lei Anna e a tutta la sua redazione e ai nostri telespettatori. Grazie Assessore, buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. Allora, l'ha lanciato l'assessore Donazzan, tra pochissimo parleremo con gli artigiani, maestri vetrai, tutto l'artigianato di Venezia, e poi abbiamo i padovani, gli autotrasportatori, i rincari della benzina. Andiamo in pubblicità e poi a loro la parola. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ben ritrovati. Abbiamo appena ascoltato l'assessore Donazzan parlare di scuole professionali, dell'importanza di agganciare la formazione al lavoro. Adesso, come promesso, siamo con la CNA di Padova, la categoria degli autotrasportatori. Walter Basso per noi è collegato. Walter, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, Eccoci. a lei, grazie. Siamo in attesa invece di avere in collegamento insieme a lei Matteo Masat, direttore di Confartigianato Venezia Città Metropolitana, e con lui parleremo di tutto il comparto dei maestri vetrai che con i rincari sta facendo i conti, e di rincari vorrei parlare proprio con lei, no? Perché allora ne abbiamo parlato in questi giorni, lo sciopero dei benzinai poi revocato, però insomma questi rincari ci sono, il taglio delle accise non è stato confermato. Come state vivendo questa situazione voi come categoria di autotrasportatori? Naturalmente gli autotrasportatori, essendo grandi divoratori di carburante, vivono il momento come un momento di sofferenza, questo è evidente ed ovvio. In questo caso, in particolare, i rincari sono diversificati e di varia natura, perché incidono su tutto quello che è il sistema di costo e di gestione delle imprese, però in particolare in questo momento soffriamo naturalmente per il caro del gasolio, in quanto un autotrasportatore, se ha un mezzo pesante, ha un veicolo che fa circa di media 3 km e mezzo con 1 litro di gasolio. Quindi anche un aumento che può sembrare a noi automobilisti di poca rilevanza, per un autotrasportatore può essere particolarmente dannoso, diciamo così. Come valutazione di quello che sta avvenendo nel costo di gestione dei veicoli, abbiamo stimato, con uno studio che è stato fatto dalla nostra associazione nazionale, e fra il rincaro del costo del carburante in atto e il rincaro delle autostrade in atto e a divenire, perché ce n'è un altro programmato per luglio, si possa stimare un aumento di costo di gestione per un singolo veicolo pesante, tipo quello che stiamo vedendo anche adesso nelle vostre riprese, pari a 10.000 euro di aumento costo di gestione annuo. È chiaro che questo va a creare molte difficoltà economiche a livello di liquidità per le imprese di autotrasporto. Chi dovrebbe pagarli? Chi dovrebbe ristorarvi di questi 10.000 euro secondo lei? Come giudica, no, la polemica che chiama alla speculazione con le denunce che sono arrivate proprio dai benzinai?
Allora, ahimè, in un mondo normale, in una dinamica economica normale, diciamo, il rincaro di costo di produzione del servizio dovrebbe ricadere sul consumatore finale, quindi su di me, direi, in buona sostanza, perché quando andiamo a fare la spesa, quel prodotto, qualsiasi prodotto noi andiamo ad acquistare, è comunque stato assoggettato a un trasporto su gomma. Quando diciamo che il trasporto su gomma in Italia è per circa il 90%, diciamo una mezza verità, perché in realtà il 100% dei trasporti naturalmente passano su gomma, quantomeno per l'ultimo miglio. Quindi l'incidenza di questo rincaro e costo di gestione dei servizi essenziali come i trasporti dovrebbero ricadere sul consumatore finale. In questa situazione in particolare che vive il mondo dell'autotrasporto da qualche decennio a questa parte, questa dinamica economica non è così perfetta. Vale a dire che ci sono i grossi player che automaticamente del settore trasporti, che automaticamente effettivamente ribaltano sui loro clienti in base a una clausola che si chiama fuel surcharge. Questo aumento del costo del carburante diventa automaticamente sostanzialmente un aumento del costo dei trasporti. Quindi per noi consumatori questo accade già. Per i miei associati, quindi per l'autotrasportatore vero e proprio che è in mezzo in questa dinamica, in questa filiera ed è l'anello sostanzialmente più debole, questa automaticità non c'è e quindi si crea appunto questa difficoltà economica. Oggi pagano il rincaro del carburante e per vedersi riconosciuto un aumento di costo del trasporto dal proprio committente, che è uno di questi player di cui dicevamo, naturalmente passano mesi e mesi e mesi e trattative pressoché infinite, quindi questo comporta alla fine dell'anno un buco di bilancio che può creare grosse difficoltà. Che possibilità ci sono secondo lei, Walter, di razionalizzare di più il meccanismo del trasporto? Abbiamo così anche noi fatto diversi servizi, soprattutto sotto Natale, di quante volte, nel raccontare quante volte i camion circolino a metà carico, sostanzialmente ci vengono in mente i tanti che magari devono fare le consegne e con i vari meccanismi, ad esempio di Amazon, per cui una consegna deve essere fatta entro le 24 ore, tante volte si circola anche davvero o a carico semivuoto o a mezzo carico. Questo meccanismo secondo lei può essere modificato in qualche modo? È interesse soprattutto degli operatori creare delle sinergie tra autotrasportatori, quindi creare delle reti che possano permettere uno scambio noli, in buona sostanza. Delle banche noli già esistono, ce ne sono parecchie e molti operatori operano in questo modo, cioè vale a dire hanno il loro giro clienti, poi cercano nel sistema, attraverso questi software, sono sostanzialmente dei software, dei viaggi di ritorno. Naturalmente questa cosa dovrebbe essere un po' implementata ulteriormente e sono primi artefici di questa dinamica sono sicuramente i trasportatori, perché non vengono pagati a vuoto e quindi il problema oggettivamente c'è. Torno da lei Basso tra poco per salutare e ringraziare il direttore di Confartigianato Venezia Città Metropolitana, Matteo Masat. Direttore, buongiorno, grazie per averci raggiunto. Buongiorno a voi. Eccoci, allora sentito, prima parlavamo della categoria degli autotrasportatori, quindi tocchiamo ovviamente il tema del caro benzina con questo sciopero ad esempio dei benzinai che è appena stato revocato. I problemi invece che riguardano la categoria Venezia sappiamo essere, Venezia e la Laguna in generale con le sue isole, una realtà particolare. C'è il trasporto anche acqueo, ma ci sono anche tutti gli artigiani che ad esempio lavorano con il vetro, che stanno pagando un caro prezzo per i rincari. Ci fotografa un po' la situazione? Vorrei ricordare intanto che c'è il trasporto acqueo, giustamente come ha detto lei, ma molto spesso ce ne si dimentica. Anche l'ultima legge di bilancio si è dimenticata completamente sulle agevolazioni del trasporto acqueo, ma ha parlato solo di trasporto su gomma. È già capitato in passato e purtroppo ci si dimentica di questa particolarità e di fragilità che ha Venezia, e questo dispiace molto. Insomma, noi ci battiamo
comunque per farla riconoscere, spero che avvenga qualcosa a breve. Per quello che riguarda il vetro e Murano e la storia degli artigiani vetrai, sappiamo tutti, perché è stato un emblema a livello nazionale della problematica dell'incremento dei costi assurdi del gas. Io vorrei solo ricordare che in pre-Covid più o meno veniva pagato 0,19, ci sono state punte a 2,4 nel periodo estivo, il che vuol dire 10 volte tanto, ma l'avete visto tutti nei giornali con le bollette anche, no? In questo periodo. Quindi è stato veramente un momento difficilissimo, forse anche più di altri comparti, perché il vetro ha questa particolarità, cioè sul fatturato il costo dell'energia, il costo che serve per mantenere accese le fornaci incide moltissimo rispetto ad altre situazioni. Quindi questo ha messo in ginocchio veramente le realtà del vetro di Murano. Ora, queste manovre che ci sono state, gli aiuti, perché c'è stato un primo aiuto a livello regionale e poi un altro a livello nazionale attraverso il MISE Invitalia, hanno funzionato. C'è stato qualche problemino sul tipo di erogazione, sul problema dei de minimis eccetera, ma abbiamo anche risolto questo, siamo stati vicini alle nostre aziende e il risultato è stato ottimale, cosa che però è finita. E al giorno d'oggi la situazione non è risolta. Il gas si attesta in questo momento intorno a 0,6-0,7, quasi, poi si vedrà un attimo, perché ogni giorno viviamo e navighiamo a vista su questo, no? E quindi le aziende sono ancora in difficoltà, ma la vera difficoltà è il non poter programmare. Quindi queste imprese, anche se hanno ordini, se hanno da fare preventivi, in realtà faticano ad essere oggettivi, riuscire a farle proprio per questo motivo, perché non si riesce a programmare l'attività, un investimento, fare dei preventivi corretti, proprio perché non sappiamo cosa succederà domani. Ci auguriamo che questa manovra del price gap aiuti molto soprattutto a fermare anche le speculazioni e che quindi attesti un po' il prezzo almeno su qualcosa di stabile, ecco, in modo tale da riuscire a riprogrammarsi. Sicuramente molte aziende non riapriranno, la difficoltà è stata talmente Cioè voi avete ampia. contezza di una percentuale di aziende veneziane che non riapriranno? Beh, se non totalmente, che magari non sono moltissime quelle che non riapriranno, perché stanno cercando, la resilienza dei nostri artigiani è veramente incredibile, però magari chi lavorava con 3 forni magari ne accende solo uno. Sai, le fornaci del vetro sono un po' particolari, perché fermare un forno è un problema non da poco, anche economico, ci vogliono 10-15 giorni per riavviarlo, bisogna anche demolirlo e ricostruirlo con dei costi importanti, quindi diventa una scommessa per questi artigiani, riaprono, non riaprono a metà forze. La cosa che dà più fastidio è che gli ordinativi ci sarebbero, però non si riesce a far fronte a questa cosa. Senta, c'è un problema di passaggio generazionale secondo lei, cioè guardando un po' al futuro, perché sappiamo che i mastri vetrai hanno delle professionalità, delle competenze uniche al mondo, non a caso insomma gli ordinativi ci sono, ma esiste un problema eventuale di passaggio generazionale per questo tipo di mestiere? Ma certo, come tutto l'artigianato soffre moltissimo di questo problema del passaggio generazionale. Bisogna anche dire che a queste condizioni, soprattutto a Venezia, diventa un problema trovare chi porta avanti il nostro artigianato. Deve pensare anche che il trasmettere impresa, quale miglior luogo potrebbe essere la bottega artigiana o una fornace, però non è così facile. Forse ci vorrebbero delle politiche che permettessero in maniera un attimino più facilitata di poter fare questo, di portare un manovale in bottega artigiana e agevolare questo passaggio. Non è per niente facile, il problema è enorme. Posso portare anche degli esempi pratici, ci sono calzolai che stanno cercando di far proseguire la loro attività e non trovano nemmeno se insegnano loro il mestiere, botteghe artigiane vetrai che cercano maestri artigiani da tirare su, e si fa sempre più fatica su questo, è davvero
è davvero un'impresa titanica. Prima con il segretario della CGIL parlavamo proprio di questo, no? Della necessità di potenziare l'apprendistato in modo da poter fare entrare nel mondo del lavoro ragazzi giovani e formarli. Secondo lei si potrebbe fare di più da questo punto di vista? Ma l'apprendistato come è stato fatto fino adesso, diciamo che lascia un po' a desiderare, nel senso che tecnicamente come è stato applicato non ha avuto i risultati che si speravano. Bisognerebbe assolutamente potenziare questo. Ci sono strade alternative, si possono agevolare veramente i periodi formativi all'interno delle botteghe artigiane, si potrebbero stimolare determinati tipi di corsi o tipi di scuole. Noi vediamo con molto interesse per esempio gli ITS, queste particolarità di scuole dove si va sul pratico e sul creare un mestiere vero e proprio, no? Hanno delle redemption di assunzioni altissime. Certo è che bisogna scaricarle a terra queste cose, cioè bisogna capire che cosa ha bisogno il tessuto, soprattutto a Venezia, e poi trasportarlo nel mondo della scuola e dell'istruzione anche in bottega. Per esempio c'è questa iniziativa che nasce ancora dalla legge 351 sull'artigianato, che è appunto il maestro artigiano, che dà la possibilità ai nostri artigiani ritenuti maestri dopo aver determinati requisiti di avere in bottega degli apprendisti in maniera agevolata. Ecco, io spero che la Regione continui su questa linea, perché forse questo è il modo migliore per poter fare in modo che ci sia questo proseguimento, questo passaggio generazionale. Io vi ricordo che tutto il comparto artigiano sta fuggendo da Venezia, cioè non si può più aspettare su questo fronte. Quindi il fatto che gli artigiani fuggano da Venezia è sia un problema economico, è un problema del tessuto artigiano, delle botteghe, ma è anche un problema sociale. Io ricordo che si parla tanto di spopolamento a Venezia, io ricordo che il comparto artigiano 2 su 3 vivono a Venezia, degli artigiani, è l'unico, nessun altro comparto ha questi numeri. Quindi fa parte di un tessuto sociale, c'è bisogno di politiche continuative sia per la residenza ma anche per mantenere quei mestieri e quei lavori che rendono viva una città. Resti con noi, direttore, e torneremo a parlare di questo tra poco, perché vorrei raccogliere l'input che lei ci ha dato legato al bisogno, no, di continuare con l'apprendistato, approfondire le norme legate all'apprendistato perché manca personale. Vorrei tornare da Walter Basso per chiedergli se anche all'interno del settore dell'autotrasporto siete in carenza di personale, se mancano autisti, se è un lavoro ancora attrattivo. Sicuramente c'è una carenza strutturale, diciamo, di autisti in tutto il mondo occidentale. Non è un problema questo né territoriale né nazionale, ahimè è un problema che riguarda tutti i paesi occidentali. Evidentemente per le nuove generazioni i mestieri sono sempre meno attrattivi e la questione economica naturalmente ha una sua incidenza da questo punto di vista. E anche il tenore di vita a cui sono assoggettati gli autisti incide per quanto riguarda l'attrattività del mestiere. Da questo punto di vista in Italia siamo tra i paesi più carenti dal punto di vista infrastrutturale, le aree di sosta non ci sono proprio e se ci sono poco attrezzate per rendere la vita dell'autista a un livello compatibile con una vita civile, insomma. Abbiamo dato anche noi come giornalisti il caso curioso di diverse ditte che hanno pagato agli autisti che assumevano le patenti che servono per guidare i camion, proprio per aiutarli a formarsi e per sostenere anche questo tipo di lavoro. È successo anche a Padova? Sì, le ditte, soprattutto quelle più strutturate, che magari hanno più potenzialità, stanno tentando di seguire la strada del finanziamento dell'acquisizione dei requisiti, perché è un insieme di requisiti che passano dalla patente C, dalla CE, dalla CQC, qualche volta alla DR, vi dicendo, in cui una spesa di 5.000 euro non è molto lontana dalla realtà. C'è anche una normativa nazionale che è programmata per finanziare l'acquisizione da parte dei giovani autisti dei requisiti professionali. Ahimè esiste la normativa, come spesso accade
in Italia, ma non è mai stata resa attiva. È programmata su più anni, l'anno di partenza era il 2022, dove non è successo assolutamente nulla. Adesso facciamo il tifo perché possa effettivamente partire il portale nel 2023, perché poi arriverà già finanziato il 2024, 25 e 26. Questa cosa noi la riteniamo abbastanza importante per incentivare l'avvicinamento a questo tipo di attività, però, ripeto, deve ancora essere attuata. Senta, un ultimo tema che vorrei affrontare con lei è questo. In questi ultimi mesi abbiamo dovuto raccontare diversi episodi di cronaca. Le strade sono pericolose e spesso le vittime di questi incidenti sono proprio gli autotrasportatori. Si può fare ancora di più, secondo lei, per rendere più sicure le strade? Perché poi c'è sempre il dibattito che è diventato ormai cronico, no? Tra la responsabilità di chi è alla guida, tante volte, insomma, quando ci sono degli incidenti anche mortali, si dice sempre stavo utilizzando il telefonino, la strada non c'entra, la colpa è di chi è alla guida. Ci smonta un po' questo assunto dal suo punto di vista, ovviamente? Non moltissimo, perché anch'io sono utente della strada e anch'io assisto a certi atteggiamenti che abbiamo, mettiamoci tutti in questa situazione, che abbiamo quando siamo al volante. Non siamo ancora evidentemente un popolo di automobilisti maturi, e questo coinvolge un pochino tutti. Mi auguro, credo, spero che l'autista professionale possa essere un attimino più accorto, anche perché naturalmente ci immaginiamo bene che gli effetti che possono produrre certe, virgolette, disattenzioni hanno un impatto assolutamente diverso fra guidare un'automobile qualsiasi o piuttosto che un'auto articolata di 44 tonnellate. Oggettivamente io riscontro nei corsi di formazione che teniamo con gli autisti che c'è una maggiore consapevolezza rispetto a 20 anni fa, quindi questa maturità secondo me c'è nel mondo degli autisti. Sono consapevoli che l'attività che svolgono è assolutamente importante, non solo dal punto di vista economico, ma anche per la sicurezza degli altri utenti della strada, ma anche della propria, che riguarda anche la propria incolumità. E quindi chi è più arrabbiato quando vede un autista con in mano, non dico un boccale di birra, ma con un calice di vino, noi siamo soggetti a tasso zero per quanto riguarda l'alcol, i più arrabbiati in assoluto, le garantisco, sono gli altri autisti che non gliele mandano per niente a dire, perché è una cosa molto molto sentita in categoria, assolutamente. Si può fare di più? Senz'altro. Purtroppo quello che lamentiamo è che a livello di controlli, quando vediamo che siamo soggettati a dei controlli, questi siano, come si può dire, potrebbero essere gestiti meglio. Mettiamolo così, perché diventa polemico. Sarà argomento, si prepari la rinvito in trasmissione, perché sarà argomento di un'altra puntata, magari questo. Ne parleremo in maniera più approfondita. Grazie e grazie Presidente per essere stato in nostra compagnia. Le auguro una buona giornata, arrivederci. Grazie Walter Basso. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Sono da Masat, direttore, torno da lei per tornare a volgere il nostro sguardo su Venezia. Allora, prima si stava parlando di spopolamento della città e lei ci ha dato, devo dire, dei dati molto interessanti. Come valuta la dialettica, la dinamica legata alla tassa sul turismo, al fatto che Venezia sia soltanto in mano ai turisti? Come stanno vivendo questa trasformazione i commercianti? Che vendono prodotti di artigianato, evidentemente. Vendono prodotti di artigianato, senza dubbio anche prodotti di artigianato, perché la bottega poi è per metà anche vendita, spesso e volentieri. Ovviamente ogni idea e ogni manovra che va verso la direzione di salvaguardare un po' chi vive la città e quindi verso il cercare di innalzare la qualità dell'offerta, ovviamente non può che essere accolta positivamente dagli artigiani in questo momento. Certo è che ci sarebbe bisogno di un po' più di coraggio, no? Cioè, questa idea sulla tassa di soggiorno
a una marea di deroghe, ancora se ne sta parlando, si sta cercando forse un po' di accontentare tutti e questo credo, nonostante si sia partiti con i presupposti corretti per cercare di dare un principio di soluzione molto complicato e difficile, credo che questo inficerà un po' questo sistema, no? Questo tipo di manovra. Mi auguro che questo non avvenga, che si cerchi di fare qualcosa con un po' più di coraggio. Quello che mi dispiace è che non si sia partiti un po' con quello che avevamo anche noi chiesto all'amministrazione un attimo di tenerne conto, cioè che non si sia partiti proprio dalla capacità di carico della città, cioè la capacità di carico e il numero di persone che una città turistica può sopportare. Questo è assolutamente misurabile, è un numero misurabile, è stato fatto in passato anche recentemente da persone, da studiosi che hanno misurato esattamente, avevano indicato anche dei numeri. Si era partiti qualche anno fa con 52.000, la capacità giornaliera di carico poi si è alzata a 60.000, 70.000, però insomma quello che la città è in grado di sostenere. Non si è voluto partire da quello e questo è un po' un peccato, perché sì, avrebbe potuto aiutare sicuramente questa cosa. Adesso speriamo che queste deroghe non inficino tutte le maree di deroghe, parenti, non parenti, eccetera. Non inficino l'ultimo tema su cui voglio tornare da lei prima di chiudere è sui taxi acque, il trasporto acque o in generale per quanto riguarda Venezia. È un po' la cosa che abbiamo detto all'inizio per ricollegarci con il collega della CNA degli autotrasportatori di Padova. Lei diceva appunto che Venezia e il trasporto acque è stato il grande escluso. Sì, avviene spesso questo purtroppo, no? Venezia nella sua particolarità, il trasporto acqueo, a parte le persone ma anche il trasporto acqueo, come lei sa benissimo, gran parte del trasporto delle merci in città avviene attraverso l'acqua, quindi attraverso barca. Questo è escluso, cioè molto spesso chi legifera a livello nazionale si dimentica di questa particolarità e quindi le agevolazioni eccetera molto spesso ci escludono, perché poi purtroppo il diavolo si annida nei particolari. In queste leggi, non essendoci previste, ma essendo previsto solo il trasporto su gomma o cose di questo tipo, escludono o possono escludere i nostri trasportatori. In passato ci siamo battuti molto, abbiamo ottenuto qualche risultato, però da come ho visto la legge di bilancio mi sembra che anche questa poi si andrà in attuazione, vediamo un attimo, anche questa abbia dimenticato questa particolarità di Venezia anche questa volta. Vi batterete anche stavolta? Beh, sempre, certo. Dobbiamo difendere assolutamente prima di tutto gli artigiani e prima di tutto la città, Venezia, e le sue particolarità che la rendono unica e così bella, ci mancherebbe. Grazie direttore per essere stato con noi, grazie. A voi, grazie a voi, buona giornata. Una buona giornata, grazie anche a lei direttore, arrivederci. Allora siamo arrivati al momento delle previsioni del tempo, a seguire pubblicità e poi entreremo in un ristorante e poi torneremo a Venezia con un commerciante. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Maltempo in arrivo nel weekend, ci attende poi un freddo invernale dalla prossima settimana. Sabato 14 gennaio, intanto, tempo ancora buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nelle ore più fredde avremo nebbie in qualche fondovalle e in pianura, dove potranno dissolversi solo parzialmente durante il giorno. Sarà soleggiato invece altrove. Sulle Dolomiti, così come sulle Prealpi, permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 sulla scala europea di riferimento. Temperature stazionarie, minime tra -2 e 1 grado, massime invece tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso e con possibili locali gelate in pianura di mattina. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà inizialmente soleggiato, con aumento però della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno a -2-3 gradi, massime sui 10 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci ben ritrovati con la prima edizione di Antena 3 Nord-Est, sono le 13:50, abbiamo appena ascoltato gli artigiani e autotrasportatori di Padova e poi gli artigiani di Venezia, città metropolitana, che ci hanno raccontato quanto questo boom di rincari e l'inflazione stiano mettendo in ginocchio diversi lavori, quindi quello degli autotrasportatori ma anche degli artigiani, dei mastri vetrai di Venezia. Ora entriamo nel meraviglioso mondo dell'enogastronomia e ci colleghiamo con Federico Legnaro, titolare di Osterie Meccaniche, ma insomma il suo nome è legato anche alla storica Osteria Ballotta. Siamo nel Padovano. Buongiorno Federico. Buongiorno a voi, grazie. E passiamo alle Osterie Meccaniche di Abano Terme, locale noto per le auto all'interno, oltre che alla pizza e al ristorante. Grazie Federico. Ascoltami, quanto stanno pesando i rincari anche sul vostro lavoro? Noi ti abbiamo contattato perché voi fate in particolar modo pizza, no? Quindi avete i forni praticamente sempre accesi. Abbiamo provato a creare questo parallelo con i forni dei mastri vetrai e i forni di chi invece deve cuocere delle pizze. Avete dovuto apportare delle modifiche ai listini, come la state vivendo? Allora guardi, noi ci troviamo ad Abano Terme, quindi mio malgrado l'innalzamento dell'energia elettrica sia a livello della nostra cucina, che tra l'altro è completamente elettrica, quindi abbiamo solo in cucina 35 kW che ci partono dal momento che accendiamo i forni e apriamo il ristorante. Purtroppo non abbiamo noi aumentato i prezzi, abbiamo cercato di tenere duro noi, logicamente con ricavi minori e più spese. Cerchiamo di tenere duro il più possibile, perché sia quello che comunque anche il gas va ad influire molto sulla nostra attività e sui costi appunto di tutta la struttura. Cerchiamo di tenere duro con i prezzi, ripeto, sì, per poter essere giusti con le materie che usiamo e quant'altro. Bisognerebbe portare una pizza margherita, io dico assurdo, a 12 euro. Logicamente questo comporta il fatto che non è fattibile e quindi teniamo duro per adesso. Senta, visto che i rincari stanno colpendo anche ovviamente le famiglie, no? Rincari di luce e gas, lei ha notato che si sceglie una volta in meno di andare fuori a mangiare la pizza? Parlo per le sue Osterie Meccaniche ma anche per l'Osteria Ballotta. Voi avete una grande storia, soprattutto l'Osteria Ballotta, quindi ci potete raccontare se come dire, l'accesso dei clienti è diminuito in questo periodo di rincari oppure alla tavola non si rinuncia. Allora guardi, vi dico, noi logicamente dopo i vari lockdown, Covid e quant'altro, abbiamo visto un incremento di persone che escono, la voglia di uscire c'è. Logicamente non si prende più un antipasto, un primo, un secondo, un contorno e un dessert, ma la gente esce lo stesso calibrando magari quello che prende. Quindi magari da me, Osterie Meccaniche, una pizza e una birra. Da Ballotta non più un antipasto, un primo, un secondo, ma un antipasto, un secondo, un antipasto, un primo e un dolce. Quindi la voglia di uscire c'è e la gente c'è, e non possiamo lamentarci dell'affluenza. Unica cosa sì, vediamo e capiamo e percepiamo anche dai rincari che ci sono sulle famiglie che non ci sono più i 20-30 euro a persona, ma si sta un po' calmando anche sotto quel punto di vista. Si spende, si cerca di, magari si va fuori, non si rinuncia, ma si cerca di spendere un po' meno. Sappiamo che diversi ristoratori anche insomma, della vostra zona, la zona termale, hanno dovuto anche ritoccare i menù per cercare di come dire, fare piatti più freddi e evitare le cotture troppo lente. È vero, è ancora vero questo? O era una misura diciamo, per come dire, contrastare lo shock iniziale di questi rincari? Perché ormai sembrano diventare cronici.
Esatto, sì, diciamo che ho sentito anch'io questa soluzione a portata, molto probabilmente si era un po' per protesta magari inizialmente, dopo magari qualcuno ha anche detto sì, non faccio più le cotture, che ne so, mi viene in mente adesso un ragù che va a 7 ore, ma si cambio anche la modalità di cottura e lo faccio, che ne so, cottura a bassa temperatura, quindi a meno temperatura elevata e magari più a lungo, anche sì, anche questa era probabilmente, come ripeto, è una protesta che si faceva inizialmente. Sono aumentate di molto le farine, voi che lavorate con le farine? Diciamo un 10-15% in più, un po' tutto quello che è il prodotto farinaceo, pasta, farine e comunque anche il pomodoro, che hanno la mozzarella, un 10-15%, un po' tutto quanto, sì. Senta, le chiedo anche un po' a nome dei suoi colleghi, ci sono attività che hanno chiuso nell'ultimo periodo o ancora in qualche modo insomma si resiste, anche perché insomma abbiamo visto che nel comparto termale c'è stato un buon afflusso di turismo in queste vacanze? Sì, no, allora vi dico qua nel bacino termale, colleghi miei e quant'altro, nessuno qua diciamo, ripeto, Abano Montegrotto ha chiuso. Probabilmente sì, si è un attimo ristabilizzata la situazione, quindi non ci sono più le 200 per 300 persone il sabato, ce ne sono leggermente meno, con una possibilità magari di spesa che, ripeto, è un po' più leggera rispetto a quella degli anni trascorsi, ecco. Però che sappia io di attività che hanno chiuso qua in zona, no. Come diceva lei, c'è un bel flusso anche su tutto il bacino termale a livello turistico, sia alberghiero, e di conseguenza alberghiero è tutto un bacino che dopo ci porta lavoro anche a noi ristoratori. Grazie Federico, insomma anche per la bella inquadratura che rallegra anche la visuale, no? Il senso estetico ha sempre, ecco, l'abbiamo fatto vedere, ci sono le moto e le macchine. Grazie Federico per il suo racconto, volevamo inserire anche il tema dell'enogastronomia, il settore dell'enogastronomia all'interno di questa pagina legata ai rincari e come cambia il settore del lavoro. Le faccio un'ultima domanda perché prima con i suoi colleghi abbiamo parlato anche di formazione e di personale. Dal punto di vista del personale continua questa carenza, c'è ancora la ricerca di cuochi e camerieri o si è allentata un po'? Allora diciamo rispetto a 6, 7, 8 mesi fa, quindi il periodo estivo, c'era una maggior ricerca del personale. Ad oggi si è un attimino ristabilizzata, anche se non vi nascondo che a livello cucina, quindi cuochi, e a livello sala camerieri, siamo sempre alla ricerca di personale di sala qualificato soprattutto. Ecco. Grazie Federico, buon lavoro, arrivederci, grazie per essere stato con noi Federico Legnaro, arrivederci. Grazie e buon lavoro. Allora, adesso apriamo una piccola pagina politica perché, come avete visto, ovviamente il Comune di Treviso va ad elezioni e si è palesato il principale sfidante dell'attuale sindaco Mario Conte, sostenuto dal Partito Democratico. La decisione di De Nardi è stata ufficializzata. Ve lo facciamo ascoltare. Abbiamo una città che si sta svuotando. Quindi abbiamo bisogno di rendere più fertile, di rendere più attrattiva la nostra città con delle scelte coraggiose. Un colpo d'ala è necessario. Scelte coraggiose e un colpo d'ala. Le prime parole da candidato ufficiale sono queste, perché l'obiettivo di Giorgio De Nardi è sviluppare Treviso come un manager con il quartier generale a Casugana. Alla fine la decisione è arrivata e il 62enne imprenditore digitale ha scelto Antenna 3 per l'ufficialità. Sarò candidato alle prossime elezioni amministrative del Comune di Treviso. Ho deciso di togliere le riserve, quindi dedicarmi anima e cuore alla mia città. Attesa troppo lunga? Nessun tentennamento, dice. Dovevo prima ponderare bene la scelta con la famiglia e con la mia azienda. A sostenerlo, oltre alla lista che porterà il suo nome e a quella del PD, c'è uno schieramento con Treviso Civica, Coalizione Civica, Verdi Europa, i giovani di Volt. Per questo si sente stretta la definizione di candidato del centro-sinistra. Io voglio rivolgermi veramente a tutta la cittadinanza perché non mi riconosco nella destra né nella sinistra. A me interessa fare il bene veramente della cittadinanza, per cui ci sono delle cose buone che vengono dalla cultura, diciamo, di sinistra, ci sono delle cose buone che vengono dalla cultura di destra. I temi base, quelli già anticipati sui social in queste settimane, dalla sicurezza alla viabilità, ma non solo. Ci sono già tante spinte che portano, per esempio, alla valorizzazione del sistema murario,
il prato della fiera, che potrebbe diventare un meraviglioso unico parco a livello mondiale, perché non esistono situazioni come quella, come tutti i parchi naturali che abbiamo del Sile, la Restera, il Parco dello Storga. Quindi c'è da mettere a sistema, per esempio, tutti questi fattori e portare fuori le auto, sgravare il centro dalle auto e sviluppare un sistema di trasporti elettrico molto efficiente, molto rapido, molto frequente. E a chi anche nel PD avrebbe voluto un candidato politico e più conosciuto, De Nardi risponde: il mio valore aggiunto è una visione manageriale sganciata dalle logiche di partito. Che io vedrei molto bene anche una collaborazione, una cooperazione tra pubblico e privato per rendere più bella, più attraente, più ricca la città. In questo senso, dice, va inquadrata la definizione di Mario Conte come buon amministratore di condominio espressa a Ring e che ha fatto arrabbiare la categoria. Mi scuso se qualcuno si è offeso per questo, ma non era nei miei intenti. Quello che voglio dire è che fare bene l'amministratore di condominio vuol dire fare l'ordinaria amministrazione, fondamentalmente. Un amministratore di condominio normalmente non ha tra le sue competenze quelle di rivoluzionare una città. Sicuramente Conte sta facendo molto bene il lavoro di normale amministrazione, lui ci mette veramente tanto impegno. Quello che io propongo è veramente di fare un salto in avanti molto importante. Sento una città inchiodata a terra, e quindi le discussioni che si fanno sono veramente di basso profilo. Ammette di aver sperato che il terzo polo fosse della partita, ma dice hanno deciso di correre da soli e si volta pagina senza problemi per una corsa che si preannuncia difficile e dura, ma anche stimolante. C'è stato un momento in cui ha detto è meglio che faccia un passo indietro? 50 volte al giorno e anche la notte. La politica viene vista come una cosa pericolosa, brutta, sporca, che tienti lontano, che ti fai male. Ecco, questo è quello che era la paura della mia famiglia, come anche di tanti amici che mi hanno detto ma chi te la fa fare? E questo chi te la fa fare o mi non va a combattere è un qualcosa che mi rimbalzava dentro, che dice ma perché? Ma perché dobbiamo dare una delega in bianco quando stiamo parlando della nostra città, della nostra vita? Gli auguro buon lavoro, spero che non ci siano colpi bassi. Le dichiarazioni dell'attuale sindaco Mario Conte. Gli auguro ovviamente un grande in bocca al lupo, che sia una campagna elettorale all'insegna del confronto, delle idee, delle proposte e non all'insegna delle bugie e di qualche notizia falsa e tendenziosa solo per convincere e recuperare qualche manciata di voti. Si vota il fair play Mario Conte nel giorno in cui Giorgio De Nardi ha sciolto le riserve. Sulla carta è lui, l'imprenditore digitale 62enne, il suo principale sfidante in vista delle amministrative 2023, in attesa che pure il terzo polo, che alle ultime politiche in città ha superato la Lega, esprima il proprio candidato, anche se per il nome di Nicolò Rocco ormai manca solo il sigillo dell'ufficialità. La campagna elettorale a questo punto sembra iniziata con tutti i crismi del caso. Lo stesso Conte, alla domanda se sia pronto al confronto con gli avversari, sciorina le cose fatte. Io devo fare il sindaco, è un ruolo immersivo che richiede un impegno H24 7/7 e quindi il tempo che dedicherò alla campagna elettorale sarà davvero poco. Devo seguire i cantieri, stiamo coltivando la rotonda di Selvana, la pista ciclabile di via Castagnole, di Sant'Antonino, stiamo ultimando il bosco urbano in via Selvatico, ci sono tanti progetti che stanno partendo, quindi tempo per fare campagna elettorale francamente non ne ho. Se sarà necessario fare un confronto io non mi tiro assolutamente indietro. I dadi principali sembrano così tratti, ma nel gioco dell'oca della politica mancano delle caselle altrettanto fondamentali, quelle degli equilibri interni alle coalizioni. Se il PD alle prese con le primarie e conseguenti frizioni piange, la Lega schiacciata da Fratelli d'Italia non ride, ma per questo ci sarà tempo. Per i candidati ora è il momento di studiarsi. Un grande in bocca al lupo a Giorgio De Nardi, a Nicolò Rocco se sarà confermato come candidato al terzo polo e a tutti coloro che vorranno proporsi per la carica di sindaco. Allora noi adesso torniamo a Venezia, come promesso in collegamento per noi c'è Matteo Secchi, l'anima di Venezia.com. Buongiorno Matteo, insieme a Mauro Vianello. Buongiorno. Eccoci, Mauro Vianello, commerciante a Venezia. Siamo nella tua bottega, Mauro, giusto?
Sì, sono un artigiano anche con licenza di commercio. Artigiano e commerciante, certo, anche perché ovviamente tutte le cose che tu vendi sono creazioni tue. Allora Mauro, vorrei partire proprio da te, perché prima avevamo Masat, direttore del Confartigianato, che raccontava appunto il problema con i costi di produzione che sono sempre più alti e con le grandi difficoltà del settore. Un settore però che non molla, che cerca di resistere. Raccontaci allora un po' la tua esperienza, quanto stanno pesando su di te i rincari dell'energia? Stanno pesando moltissimo, non solo su di me, ma anche sulle attività a cui prendo i semilavorati. Mollare, perché mollare? Non si può mollare, io ho 60 anni, cosa faccio? Mollo da artigiano, dopo aver fatto una vita all'artigiano, mollo, vado a fare, non so, il barista, vado a fare un altro lavoro. Raccontaci che cosa fai e come lavori. Io praticamente eseguo pezzi con il vetro di Murano, faccio delle piccole sculture, riproduco opere marine, faccio delle riproduzioni di animali e praticamente ecco, Matteo, ne abbiamo una. Quanto costa produrre una cosa del genere? Come in quantità di tempi, anche di costi? Allora, il costo rispetto all'altro anno è aumentato di 5 volte. Su tutto, perché è aumentato il gas, è aumentato l'elettricità, è aumentato il vetro, perché anche a loro hanno aumentato il gas, l'elettricità, e praticamente dal pezzo che veniva eseguito l'altro anno a quest'anno è aumentato praticamente quasi di 5 volte. Qui stiamo parlando di una cosa che non è necessaria, non stiamo parlando di un pane, di un panino o di una cosa che è di prima necessità. Stiamo parlando di una cosa superflua, ma che nell'isola di Murano, io lavoro a Venezia, ma nell'isola di Murano porta moltissime persone a lavorare su queste fabbriche. Vuol dire che il calo, non si può mettere un pezzo, il calo è molto alto, perché si deve vendere un oggetto che non è utile, non è utilissimo, a un prezzo sproporzionato. Allora, se i costi sono aumentati di 5 volte, Mauro, tu hai dovuto aumentare il prezzo di vendita? Certo, attualmente io devo ancora ritoccare gli oggetti che avevo già in esposizione, li sto vendendo praticamente al prezzo degli altre volte, perché non ho ritoccato i prezzi del magazzino, però i prezzi nuovi adesso mi dicono: ma come mai questo pezzo qui costa di più di quello che è fuori? Perché quello quel prezzo vecchio e questo quel prezzo di adesso, e si rendono conto che mi dicono: ma è impossibile che costi così. E cosa vuole che ci faccia io? Se prima il gas lo pagavo 100, adesso lo pago 500, cosa devo fare? Allora, ci sono dei commercianti, ad esempio mi viene in mente la categoria degli estetisti, no? Che dal 1° gennaio hanno affisso dei cartelli all'interno delle loro botteghe dicendo: ci scusiamo, ma a causa dei rincari abbiamo dovuto ritoccare dal 1° gennaio 2023 i prezzi di listino. Tu sei stato costretto a comunicare questo anche ai tuoi clienti? Sarai costretto a farlo? Cioè, come hai deciso di gestire questa cosa? Certo, ovviamente l'ho comunicato tutti quanti, ma la cosa più tragica era che io lavoro sempre un anno in avanti. Praticamente io ho accettato delle commissioni dal 1° gennaio 2022 a cui ho dato dei prezzi, ho fatto dei preventivi con dei prezzi e ho dovuto eseguire le commissioni non guadagnando assolutamente nulla, altrimenti perdevo la faccia, perché erano state fatte con i prezzi anno 2021, con i costi del 2021. In realtà in un anno i costi sono lievitati moltissimo e io ho consegnato le cose ad ottobre, fatturate nei preventivi a gennaio e febbraio, con praticamente un costo irrisorio, proprio era quasi andavo al pari, e purtroppo ho dovuto consegnarle perché altrimenti ci rimettevo la faccia, ecco. Senti, tu hai qualcuno a cui stai insegnando il mestiere? Perché prima parlavamo anche, e poi parleremo con Matteo, di spopolamento della città di Venezia e del fatto che tanti mestieri artigiani fanno fatica ad avere un giusto passaggio generazionale. Hai un apprendista che lavora con te a cui stai insegnando il lavoro? Allora, il discorso è molto complicato, complicatissimo. Nel senso, non vado a vedere cosa sono le aspettative dei giovani adesso. Ma per fare un apprendistato per un artigiano, un vero artigiano, non un finto artigiano, si deve iniziare molto presto. Adesso, per fare un discorso semplicistico, le persone, tutti i ragazzi vanno all'università fino ai 30 anni. Come si fa a iniziare un'attività artigianale dopo i 30 anni? Vuol dire che si sono persi 10-15 anni in cui non si è fatto assolutamente nulla.
Qui la colpa è un po' diciamo delle istituzioni, che dovrebbero iniziare subito a prendere delle persone che vorrebbero fare l'artigianato come il futuro lavoro, se lo vorrebbero fare, e incentivarli in qualche modo, non lo so perché io non sono preposto a fare questo tipo di proposte, ma incentivarlo che iniziassero all'età di 18 anni, perché quando arrivano a 33 anni sono già fuori mercato per fare gli artigiani. Questa è la propensione futura, e dunque è difficile anche trovare qualcuno che venga a fare l'apprendista a 30 anni. Non ci sono più. Dunque già va da sé che si è tagliata quella fetta di future generazioni che non faranno più questo tipo di lavoro. Questo tipo di lavoro, secondo il mio modesto parere, è destinato a sparire, ma prestissimo. Matteo, ti vedo annuire. Tu, veneziano doc, e tra l'altro anima di Venezia.com, hai raccontato le trasformazioni della città di Venezia nel tuo sito, e anche con la tua capacità, insomma, di essere sempre in ascolto delle persone. Non a caso sei tu, e qui insomma lo voglio dire ai telespettatori, che ci hai portato dentro la bottega di Mauro per farci raccontare un po' questa storia, questa realtà. Non ci sono apprendisti, quindi non ci sono giovani che imparano il mestiere, perché i giovani poi vanno via, vanno fuori da Venezia, anche perché le case sono molto care. Tu sei un testimone dello spopolamento della città di Venezia. Beh, dopo 15 anni di attività, credo proprio di sì. Io stesso sono andato fuori Venezia nel 2000 e ho vissuto qualche anno in terraferma, poi per fortuna sono tornato. E purtroppo i giovani spesso se ne vanno perché i motivi li sappiamo, li abbiamo detti un migliaio di volte in questi anni, ed è un peccato perché anche le attività artigianali qui sono importantissime, perché fanno parte del patrimonio culturale della città, sono l'anima della città, ed è proprio è sempre stata la forza di Venezia, la capacità di creare prodotti dagli artigiani nostri locali, e quindi io vorrei che fossero tutelati ed aiutati, perché sono importantissimi. Che cosa manca secondo te, no? Che cosa metti nel calderone e che rende sempre più invivibile la città, al di là della mole sempre più enorme di turisti, per carità, portano e fanno economia, però per esempio ci sono dei grandi disservizi anche per quanto riguarda il trasporto, proprio perché c'è un grandissimo afflusso di turisti. Che cosa manca per avere una città più vivibile e più alla portata dei veneziani, secondo te? Beh, sicuramente il famoso discorso della gestione dei flussi, che noi abbiamo affrontato già 10 anni fa con degli incontri al Teatro San Gallo, quando avevamo la possibilità di farlo. E la gestione dei flussi comporta il fatto che se la città certi giorni è troppo piena e per noi diventa invivibile, la città va chiusa e va studiato un numero sostenibile giornaliero di turisti che possono entrare, e come avvenne nell'89 col concerto di Pink Floyd, che erano troppi, a una certa ora io chiudo la città perché non ci stiamo più. È un discorso fisico, non ideologico. È come se venissi in studio da voi e se siamo in 20 persone stiamo anche bene, se siamo in 150 no. Senti Matteo, il direttore di Confartigianato ci raccontava anche che ad esempio a Venezia stanno iniziando a sparire, adesso ha appena chiuso l'ultimo negozio di musica, stanno iniziando, ci raccontava, a sparire i calzolai per esempio, non si trovano, non c'è un passaggio generazionale per quanto riguarda determinati servizi che poi insomma sono servizi di base sostanzialmente. Beh, credo che hai citato l'esempio dei calzolai, penso che sia un fenomeno che non è cominciato adesso, che non sta cominciando, anzi è cominciato già decenni fa, ma comunque credo che questi siano fenomeni fisiologici, negativi naturalmente, che non riguardano solo noi, riguardano tutte le città italiane, e non credo che se andiamo
al centro di Firenze o di Milano c'è ancora il calzolaio che fa le scarpe a mano. Credo che stiano sparendo anche lì. E quindi anche il negozio di dischi, io sono un appassionato, devo ammettere che è un fenomeno globale, cioè l'industria cinematografica è cambiata e quindi non ci sono più i CD, i vinili come una volta, cioè, quindi riguarda Venezia ma anche un po' tutto il mondo. Io sono 10 anni, lo ammetto, che non compro un disco, vado su YouTube. Sono cambiamenti fisiologici, dici, per forza. Ascolta, ti voglio chiedere un'altra cosa: come mai, nonostante tutte le iniziative che avete fatto, dal il parco divertimenti Veniceland, il finto funerale, cioè tante iniziative che avete fatto, non avete avuto, mi pare, risposte né da questa giunta né da quella precedente? La precedente ci aveva aperto una consulta per la residenzialità, cioè quindi un minimo era stato concesso. E purtroppo, malgrado tutto, la politica, il mondo politico continua a non voler risolvere almeno in parte questo problema, che credo sia difficile da risolvere ma non impossibile, perché se fossi io al posto loro metterei da parte un attimo tutti gli altri problemi e mi concentrerei solo su questo, destinerei solo a questo problema quasi tutti i fondi e quindi farei qualcosa in questo senso. Poi non lo so, bisogna chiedere a loro, noi più di tanto non possiamo fare, possiamo ricordarglielo quasi ogni giorno, ma poi dipende da loro. Ti toccherà candidarti. Ascolta Mauro. Non so con chi, perché qui si aprirebbe un'ampia pagina, ma non è questa la sede. Mauro, sono da te per chiederti, appunto, Matteo parlava di mondo che sta cambiando, no? I tuoi clienti sono stranieri, sono italiani, sono veneti? Come sta cambiando il mondo del commercio di prodotti come l'opera che ci hai fatto vedere? Cioè, è ancora un grosso traino per l'economia il vetro di Murano, secondo te? Allora, posso dire questa cosa, che anni fa c'è stato un boom e si sono aperti moltissimi negozi di vetro, perché quando uno apre una cosa nuova tutti si accodano perché dicono è l'idea, è l'ora. Adesso negli ultimi anni c'è stata un'implosione, cioè i negozi di vetro hanno chiuso, hanno cominciato a chiudere, proprio quelli che vendevano vetro, per vari motivi, non solo perché il vetro non si trova qui o perché si compra vetro di importazione. Ci sono avute delle nuove aperture di persone che vengono da altri stati che vendono vetro, ovviamente che non è prodotto qui. Questo è un altro piccolo problema, cioè le famose che le chiamano qui chincaglierie, cioè vetro che non viene prodotto qua. Vendere vetro adesso è molto difficile perché il vetro deve essere di qualità. Io vendo vetro che è una qualità abbastanza alta e i miei clienti non sono europei, non sono italiani, ma sono tutti quanti gli altri paesi, cioè tipo America, Australia, russi quando c'erano, che avevano anche un potere d'acquisto un po' più alto, perché il cliente medio è quello che va in cerca del ricordino che costa pochi soldi. E torniamo al discorso di prima, il ricordino non può costare in Italia pochi soldi, un oggetto da 20 euro emesso con regolare scontrino, perché io parlo sempre che io mi pago le mie tasse, viene 20 euro, vuol dire che quasi il 50% se ne va in tasse e sul 10%, sul rimanente 50% si devono levare via i costi. Un oggetto non può costare poco, un oggetto che viene venduto soprattutto in vetro. Allora il ricordino in vetro che costa poco, io mi guarderei sempre, e si trovano le masse, cioè quello che viene qua il sabato e domenica e prende questi oggettini che costano poco, ma bisogna chiedersi dove sono stati eseguiti. Allora, vetro, è difficile fare un discorso su vetro, molto complicato, perché il vetro prodotto qui costa tantissimo. Chi è disposto a comprarlo? E torno indietro col discorso, non è un bene di prima necessità, pochissimo adesso con questi rincari sono disposti a prendere un pezzo di vetro. E cosa succederà in futuro? Non lo so, non ho la più pallida idea. Adesso sto aspettando questa stagione, l'altra stagione era dopo Covid e era una stagione di prova,
Io sto qua aspettando adesso che si apra questa stagione a maggio, a marzo, adesso non so quando si aprirà, per vedere cosa succede. Non ho nel cappello non ho il coniglio da tirar fuori per vedere cosa succede. Vedremo questa stagione cosa succederà. Senti, proprio per così anche toccare con mano la realtà che tu ci stai raccontando, puoi farci rivedere, Matteo, l'opera d'arte di Mauro, e se ci puoi raccontare... Ne ha di bellissime. No, immagino, ma noi non dobbiamo fare pubblicità, noi abbiamo solo bisogno di capire un pezzo che tu hai lavorato, che tu hai preparato, quanto costa in termini di vetro proprio, e quante ore di lavoro ti ha comportato? Eccolo qua, allora, che bello. Allora, qui che cosa c'è come materiale? C'è tutto vetro, questo è tutto vetro. Che costi ha il vetro che hai utilizzato per produrre questo oggetto? Questo di vetro, allora di vetro come vetro pesato sulla bilancia, saranno 10 euro, 15 euro. Quante ore di lavoro? E dopo ci si deve mettere il gas, l'ossigeno e l'elettricità del forno di ricottura. E queste qua sono 5 ore di lavoro. 5 ore di lavoro. Posso chiederti a quanto lo vendi? Questo viene 300 euro. D'accordo, abbiamo un po' capito insomma le ore di lavoro, il prezzo del prodotto, poi luce e gas e quindi anche un po' questi sono i prezzi. Quindi tu ci stai raccontando che sono prezzi più alti rispetto ad una volta. Sì. Va bene Mauro, grazie per essere stato con noi, abbiamo anche avuto modo di far vedere una delle tue creazioni, ovviamente in bocca al lupo e buon lavoro a te. Matteo Secchi, Venezia.com, grazie per essere stati in nostra compagnia, per averci fatto in questa sede entrare nel vostro laboratorio, nel negozio. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Mauro, buona giornata, grazie. Arrivederci. Mauro Vianello e Matteo Secchi in diretta da Venezia. Restiamo a Venezia perché la cerimonia cittadina del Giorno della Memoria a Venezia si svolgerà domenica 22 gennaio presso il Teatro La Fenice. Nel frattempo in città tutto è pronto per un ampio programma di iniziative per ricordare le vittime dell'Olocausto. Anche quest'anno un programma ricco di iniziative diffuse in tutto il territorio. Sono oltre 70 gli appuntamenti per ricordare la Shoah. Incontri, conferenze, spettacoli, visite guidate, sono molte le iniziative che anche in questo 2023 prenderanno vita con la celebrazione del Giorno della Memoria. Più di 80 gli enti, gli istituti e le associazioni che anche quest'anno hanno deciso di rinnovare la loro offerta culturale, rivolgendosi ad un pubblico sempre più ampio, con lo scopo di innestare una forte coscienza sociale e la conoscenza di quei tragici fatti storici per conoscerli e custodirne il valore e gli insegnamenti. È importante coltivare la memoria in un allenamento continuo perché la storia va ricordata, soprattutto quella spiacevole, ha ribadito Alberto Sermoneta, rabbino capo di Venezia. Per poter smuovere una coscienza, per poter far capire che quello che è stato non è finito ad Auschwitz, ma potrebbe avvenire, tornare ad avvenire in ogni momento della nostra vita. Tra i tanti appuntamenti ricorrenti e fortemente simbolici, il 17 gennaio vi sarà a Venezia la posa di 24 pietre d'inciampo. Arriviamo in questi 10 anni a ben 159 pietre d'inciampo nella città di Venezia. Quest'anno peraltro siamo molto onorati della presenza dell'artista tedesco Gunther Demning, che è l'inventore di queste pietre d'inciampo. Sarà un ulteriore momento di riflessione. Mezzo secolo dopo la Shoah, l'antisemitismo riappare in Europa e sta diventando un problema quasi mondiale. L'obiettivo del Consiglio d'Europa è di mettere alla berlina l'antisemitismo e concordare delle misure che consentano di favorire la comprensione e la tolleranza. Cosa bisogna fare per combattere questo antisemitismo? L'educazione è senz'altro molto importante, informazione di tutti, informazione nelle scuole, dei giovani. E con i giovani noi vogliamo concludere, vi presento l'ultimo ospite di questa prima edizione, lui è Riccardo Fasano della piattaforma per il diritto allo studio e Spazio Catai. Riccardo, buongiorno.
Salve, buongiorno. Eccoti, allora buongiorno, noi ti abbiamo invitato perché adesso facciamo anche vedere le immagini. 2 giorni fa siete scesi in piazza, una corteo a Padova che è partito, diciamo, dal Marzolo per arrivare al Piovego. Sono le 2 mense storiche della città del Santo, per tornare a chiedere l'estensione delle borse di studio a tutti gli idonei, non soltanto ai beneficiari. Che cosa vuol dire e qual è il problema, Riccardo, per cui queste borse di studio non vengono date a tutti gli idonei? Allora, il punto è che in questo momento nell'Università di Padova ci sono 2500 persone che sarebbero idonee a ricevere una borsa di studio, ma non l'hanno ancora ricevuta, nonostante, appunto, essendo idonee, incontrino i criteri ISEE stabiliti dalla Regione e dall'Università stesse. Questo perché c'è un cronico sottofinanziamento del diritto allo studio a Padova e in Regione. Infatti la Regione Veneto mette il minimo di legge e dal 2015 l'Università copre parte delle borse di studio ma con dei finanziamenti extra. Quest'anno con l'aumento degli iscritti non è stato più sufficiente e si va a unire questo problema di appunto 2500 persone che, ricordiamo, sono idonee perché hanno bisogno di un sostegno economico per poter vivere e studiare a Padova e senza il quale non possono vivere e studiare a Padova. A quanto ammonta, Riccardo? Milioni. A quanto ammonta? Quanto ammonta una borsa di studio per sostenere le spese universitarie? Proviamo a parlare un po' di numeri per capire di che cosa stiamo parlando. Sì, parlando di numeri, diciamo che quello che abbiamo calcolato è che per coprire tutte le borse di studio mancanti servirebbero 10 milioni di euro. Noi, mobilitandoci da novembre fino ad oggi, perché da novembre si è avuta la notizia, abbiamo conquistato lo stanziamento di 1,5 milioni in più, ma ne servono appunto 10 che devono arrivare dalla Regione, dall'ESU o dall'Università. Una borsa di studio in media va intorno ai 3.000 euro per le persone nella fascia che è interessata da questa vicenda. E quanto costa studiare? Quanto costa un anno di università? Giusto per farlo capire anche ai telespettatori che magari non sono a conoscenza di questo. Allora, un anno di università costa molto, chiaramente le tasse universitarie variano in base alla soglia di reddito. Quello che non varia in base alla soglia di reddito, per esempio, è il costo dell'affitto della casa. Padova è la città in cui in Italia è aumentato di più il costo di una stanza singola, perché è arrivato a 460 euro in media, con un aumento del 42% rispetto allo scorso anno. Su questo l'ESU, che è lo stesso ente che dovrebbe interessarsi, l'ente regionale che dovrebbe interessarsi del diritto allo studio, mette a disposizione solo 700 posti letto nei propri studentati pubblici. Il Comune e l'Università continuano ad investire e a approvare la costruzione solo di studentati privati che diventano student hotel a 500 euro al mese, e si capisce bene che chi ha meno disponibilità economica, le classi popolari, non possono accedere in questo modo al più alto grado di istruzione, perché la casa costa troppo, la vita in generale col caro vita costa sempre di più, e in più quando si avrebbe diritto a un sostegno economico questo non arriva perché la Regione non mette i soldi. Senti, abbiamo fatto vedere le immagini del corteo e poi le immagini, voi siete entrati anche all'interno della mensa del Piovego. Sì, come dicevo, noi ci mobilitiamo in realtà da inizio novembre e abbiamo fatto, diciamo, molti giri, perché siamo arrivati fino sotto il Consiglio regionale, non siamo stati ascoltati a Venezia, non siamo stati ascoltati dalla rettrice Mapelli, che non ha preso una posizione su questa faccenda e anzi ha evitato in tutti i modi l'incontro con noi studenti in piazza, evitando anche di farci accedere all'interno della nostra stessa università con la polizia schierata davanti al BO. Ecco, in questo né ESU, né Università, né Regione si sono dimostrate disponibili al dialogo. Noi vogliamo continuare questa mobilitazione, siamo andati nella mensa Piovego perché sappiamo che lì potevano ascoltarci molti colleghi e colleghe di studio, e quindi non ci fermeremo finché il diritto allo studio non sarà garantito in una città come Padova, che, ricordiamo, ha una fortissima vocazione universitaria, e è scandaloso che ci siano migliaia di persone che
per la situazione sulle case, per la situazione sulle borse di studio, non possono frequentare l'università e sono costrette a scegliere tra tornare a casa, che diventa un'opzione in questo caso, ma soprattutto anche l'altra opzione è solamente cercare lavoro in un mercato del lavoro che offre paghe da fame e quindi diventa sfruttamento. Questo anche per rispondere all'assessore Giuseppe Pan, che negli scorsi mesi aveva consigliato a noi studenti di andare a lavorare. Ecco, andare a lavorare con queste condizioni di lavoro diventa umiliante, diventa distruttivo, alienante, e non è un'opzione fattibile per studenti e studentesse a cui lo studio spetta di diritto e che lo Stato deve sostenere attraverso misure come la borsa di studio, ma anche con studentati pubblici, con mense accessibili e con spazi all'interno dell'università che siano utilizzati da studenti e studentesse auto-organizzandosi. Assolutamente, grazie Riccardo, sei stato chiarissimo e il tema anche del rialzo dei prezzi delle case, degli affitti sono sotto gli occhi di tutti, eppure l'inflazione la vivete anche voi, come peraltro tutte le altre persone, tutte le categorie economiche che abbiamo ospitato in questa diretta. Dunque promettete battaglia, chiedete di essere ascoltati, servono dunque, se ne avete tirati fuori 1,5 milioni, ne servono altri 8,5 se non sbaglio, no? Per poter far avere la borsa di studio a tutti quanti, che ricordiamo sono idonei a riceverla sulla base insomma, delle graduatorie, no? Quindi voi non chiedete nulla di nuovo. Noi chiediamo in realtà molto di nuovo, nel senso che tra le nostre richieste c'è il fatto che al diritto allo studio devono poter accedere tutti e tutte, e le fasce ISEE in questo momento non garantiscono a tutti e tutte, in particolare in questo momento in cui l'inflazione peggiora sempre di più, di accedere allo studio. Dopodiché sulle borse di studio, per garantire il minimo necessario, che sarebbe l'obbligo dello Stato in questa situazione, cioè l'erogazione di tutte le borse di studio a tutti i idonei in questo momento non beneficiari, servono altri, come diceva lei, 8,5 milioni. Dopodiché la nostra battaglia andrà oltre anche questa precisa rivendicazione. Allora, hai fatto bene a sottolinearlo, quindi insomma il minimo indispensabile, ma poi insomma anche un aiuto allo studio davvero a tutti quanti gli studenti, affinché e alle case, a tutto. Come tu hai detto, non debbano ritrovarsi a sostenere i propri studi magari andando a lavorare e in molte condizioni, purtroppo lo sappiamo, anche sottoponendosi a delle condizioni di sfruttamento. Grazie a Riccardo Fasano, Piattaforma per il diritto allo studio, Spazio Catai, per essere stato con noi. Buon lavoro a te e a tutti i ragazzi che oggi hai rappresentato. Grazie. Grazie Riccardo, arrivederci. Allora, noi siamo in chiusura, c'è il tempo per darvi questa notizia dell'ultima ora. Treviso convocata per sabato 21 gennaio un corteo, si parte alle 15, tornano i Novax a sfilare in centro a Treviso. Sabato 21 gennaio alle ore 15, la notizia è data da Treviso Today, corteo che partirà dalla Palla di Ferro in via Roma fino alla centralissima piazza Borsa. Tra i relatori ci sarà l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, quindi dopo diversi mesi torna a sfilare il corteo Novax a Treviso. Io ringrazio in regia Andrea Basso, Mattia Pizzaglia per questa lunga diretta, ringrazio voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia e vi auguro ancora buon sabato. L'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30. Arrivederci.